Buon Natale con questa bellissima musica, con queste immagini però drammatiche di Giulia che non c'è più, di Chiara che non c'è più, di Vanessa e di tante altre situazioni incredibili, di questi genitori, di questi familiari che non rivedranno più questi amati figli. Pensate che dramma, questi bambini che cresceranno senza la mamma, una cosa veramente tremenda, però era giusto anche ricordare e voglio veramente ringraziare tutti voi, lo farò poi alla fine anche della trasmissione, per il supporto che mi date. Voi siete la mia benzina, io non so come ringraziarvi perché senza di voi io non riuscirei ad aiutare tutte quelle famiglie, quelle fragilità che mi circondano. Io non posso chiamarvi nome per nome perché non basterebbero tutte le puntate per quanti siete che mi sostenete, ma un grazie di cuore da Mirella e da tutti i Sveglia Veneti, ma da tutti i volontari del Banco Solidale di Villa Margherita Inclusiva. Veramente un grazie di cuore, siete veramente una grande famiglia. E lo ripeto, senza questa benzina che mi mettete nel motore io non sarei nessuno. Grazie e buon Natale. Questa mattina come ospiti abbiamo proprio dei genitori che erano presenti a questo ricordo di Giulia con questi presepi, ma con questo presepio in particolare per ricordare Giulia e soprattutto questa famiglia che ha saputo fare rumore e far cercare di riflettere. Qualcuno ieri ha detto: ma Mirella, non è servito a niente tutto quello che è stato fatto perché c'è un altro morto. Ci resta sempre un altro morto. Io sono sicura che rischio zero non lo troveremo mai. Però bisogna parlarne, bisogna prevenire, bisogna continuare, perché il problema è che rischio zero diventi un'emulazione e che diventino numeri. Perciò dobbiamo parlare, insegnare a questi bambini il rispetto della persona, il rispetto veramente della comunità. E forse con questo rispetto riusciremo a fare dei passi avanti. Allora saluto Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, con papà Giuseppe Battistetti che sono qui con me per farvi gli auguri. Penso che anche loro abbiano piacere di dirvi grazie, visto l'abbraccio che avete dato a questi genitori, per far capire che ci siete, che ci siamo. Saluto anche il dottor Giovanni Leone, segretario regionale CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. Grazie anche a lei, dottor Leoni, di essere qui con noi. Grazie. Buongiorno Mirella, buon Natale a tutti voi. Grazie anche a lei, dottor Leoni. Allora, Monica, questo presepio in memoria di Giulia, doveva ancora succedere la tragedia di Vanessa, queste associazioni per la prima volta unite in un abbraccio grande per far capire che forse assieme riusciremo a porre quel famoso sassolino che è utile per far capire che bisogna andare avanti ed essere uniti, non divisi. Prego Monica. Buongiorno a tutti intanto e grazie per l'invito. È stata una serata, Mirella, veramente quella di lunedì che ci siamo trovati a Villa Margherita Inclusiva, per noi veramente molto molto commovente e soprattutto una serata ricca di emozioni ma ricca anche di calore umano. Noi non finiremo mai proprio di ringraziare tutte le persone che sono state presenti, tutte le associazioni, le persone che ci hanno dato anche la loro disponibilità ad aiutarci. Tu sai che noi siamo in pieno processo, quindi abbiamo bisogno veramente del supporto per andare avanti e per continuare la nostra battaglia. Quindi è stata veramente una serata splendida, ecco, e che porteremo nel cuore anche in questo Natale, terzo Natale senza Mattia, che per noi sarà il terzo Natale di dramma proprio familiare, ecco. Monica, un'altra cosa che volevo dirti, è vero che Elena e Gino Cecchettin hanno fatto rumore per quanto riguarda i femminicidi, ma tu sei riuscita a fare rumore per quanto riguarda le vittime sul lavoro. Ecco, sei riuscita con questa capacità di far capire che bisogna assolutamente avere la verità. Ecco, non si può vedere un figlio che esce al mattino e non vederlo più per negligenza, per superficialità, perché non si investe sulla sicurezza, perché le morti che abbiamo avuto anche nel 2023, di morti sul lavoro, anche tantissimi giovani, sono veramente drammatiche. Cosa vuoi dire? E sempre grazie per questo rumore che anche tu hai saputo fare. Sì, noi anzi come famiglia, come associazione stiamo facendo tanto rumore. Stiamo facendo rumore perché vogliamo giustizia per Mattia.
Non solo per Mattia, perché l'associazione che abbiamo fondato è per tutte le vittime sul lavoro, quindi noi cerchiamo sempre nel nostro limite e nel rispetto di tutte le persone, perché ognuno poi sceglie di vivere il dolore come meglio crede, di avvicinare anche le famiglie di chi ha subito il nostro stesso dramma. Ne approfitto, Mirella, per fare anche un appello alle tante persone che si permettono di criticarmi, soprattutto nei social, in Facebook, dopo io non mi intendo più di tanto. Sappiate che prima di tutto lasciamo che sia il giudice a decidere la sentenza e i colpevoli. Seconda cosa, quello che stiamo portando avanti, lo stiamo portando avanti con una grande croce. Non mi piace venire in televisione a farmi vedere, perché per me questo non è realtà, non l'avrei mai fatto. Lo sto facendo proprio per far rumore e perché voglio che sia fatta giustizia per Mattia, perché voglio che chi sta muovendo i fili del tribunale, delle udienze e di quant'altro sappia che c'è un ragazzo di 23 anni che è morto sul lavoro per la negligenza di qualcuno. Ecco, scusami allora, lo sfogo, però vai lo dovevo dire. Monica, ci mancherebbe, serve a questo, no? Sveglia Veneti, non a caso si chiama così. Pur che ci svegliamo e riusciamo ad andare oltre, come è stato fatto con tuo figlio, queste associazioni che si sono unite davanti al tribunale, cittadini che hanno capito l'importanza di esserci. Allora andiamo a vedere proprio l'udienza, testimoni Battistetti. Sono circostanze ovviamente imprevedibili, la malattia del difensore principale degli imputati è certificata e su questo ci siamo rimessi alla discrezione del giudice che ha ritenuto opportuno rinviare e peraltro oggi sono state acquisite alcune delle dichiarazioni dei testimoni, quindi una piccola parte dell'istruttoria è già stata portata avanti, sono dichiarazioni che per noi sono importanti e sono entrate definitivamente nel processo. Doveva essere un'udienza a Fiume, chiamati a deporre i primi 13 testimoni, ma a causa della positività al Covid dell'avvocato della difesa Barolo, tutto è stato rinviato alla data della prossima udienza, il 29 gennaio 2024. Un po' delusi. Io non mi intendo di leggi, però ho visto nelle precedenti udienze gli avvocati assenti venivano sostituiti. Questa volta non è stato fatto, probabilmente siamo nella legge, non dico di no, però mi ha un po' deluso, ecco, l'esito di oggi. Amarezza a parte, la giornata non è stata completamente persa perché sono state fatte proprie dalla giudice le deposizioni rilasciate in sede di indagine degli operai della ditta subappaltatrice pugliese che lavorava nel cantiere il giorno della tragedia, quando Mattia è stato travolto da un carico di impalcature sganciatosi da una gru. Non servirà più dunque che le persone arrivate dalla Puglia tornino in aula. Saranno invece ascoltate il 29 gennaio le testimonianze principali, quelle di Spisa, del maresciallo dei carabinieri intervenuto sul posto, degli ingegneri e del capocantiere. Per la famiglia Battistetti intanto l'ennesimo Natale di attesa. Le tante persone che sono arrivate da Roma, che sono arrivate da Bologna per questo sit-in, per entrare in tribunale al nostro fianco e purtroppo abbiamo dovuto mandarle a casa. Ci hanno assicurato che ci saranno anche alle prossime udienze, quindi la gente ci sarà e continueremo ancora più forti di prima. Allora, adesso vorrei sentire proprio due parole perché non è facile neanche per Giuseppe Battistetti, però a livello tecnico che sensazione hai avuto? Tu che segui più questa parte, cosa vuoi dire papà Battistetti? Che secondo me da esterno così sembra quasi una strategia perché non hanno più modo di poter difendere i loro imputati e quindi cercano queste vie un po' per prendere tempo, per cercare di calmare un po' gli animi, tutto quanto. E secondo me si arrampicano sui specchi, ma è una sensazione mia dopo, anche perché da un punto di vista tecnico penso che la cosa è stata capita da subito da tutti quanti, quindi non capisco cosa cercano di andare avanti ancora per cosa. Senti Giuseppe, quando tu entri in queste aule di tribunale dove c'è questa scritta la legge è uguale per tutti, cosa pensi? Io penso solamente una cosa, vorrei solamente una cosa, che sia il giudice, il pubblico ministero, gli avvocati di parte, i difensori, tutti quanti, a volte mi dà l'impressione che si siano dimenticati il motivo per quello che sono là. Non hanno
ben presente che c'era un ragazzo di 23 anni. Che c'è un ragazzo di 23 anni. Allora saluto Giovanni Leoni, dottor Leoni, con lei parleremo di sanità, perché queste persone poi purtroppo, se la giustizia non arriva, veramente vanno in depressione, si ammalano, ma soprattutto com'è la sanità veneta, dottor Leoni? Perché noi sentiamo chi dice fiore all'occhiello, altri che dicono no, non va bene, bisogna assolutamente fare qualcosa perché si sta privatizzando troppo. Cosa ci dice lei che ha detto ai lavori? Ma mi lascia iniziare con un grande abbraccio intanto alla famiglia Battistetti, perché io faccio il sindacalista, faccio il medico, quindi faccio parte delle cosiddette professioni di aiuto, e il caso del loro figlio mi ha molto colpito, mi sono letto tutte quante le considerazioni all'epoca più di recente, adesso ho avuto modo di vedere anche come l'evoluzione, insomma, del processo. Invito la famiglia a continuare a fare quello che sta facendo adesso, perché la mobilitazione, la presenza delle trasmissioni, anche se pesante, anche se probabilmente riapre delle ferite mai rimarginabili per quanto mi riguarda, è importante, perché la pressione politica, la pressione mediatica, l'attenzione del pubblico fa effetto anche sulle coscienze dei giudici e dei giurati. E velocizza anche quelli che sono dei tempi a volte incomprensibili per il cittadino comune di quelle che sono le evoluzioni poi dei processi, che per loro stessa, diciamo, natura tendono poi a volte a essere più lunghi di quello che uno può immaginare, diciamo, dall'esterno. Ciò detto, il caso di Mattia rientra in quelle che sono le oltre 700 morti sul lavoro che ci sono state in Italia solo nel 2023. Vado prima un appunto su questo argomento, e sono tantissime e fanno ritornare, diciamo, naturalmente all'attenzione quelle che sono le condizioni di lavoro in generale e le condizioni di sicurezza che molte volte, magari per problemi di tipo economico, non vengono rispettate adeguatamente, perché le fatalità vanno bene, però quando diventano così numerose deve esistere un metodo per proteggere anche tutte quante le persone, soprattutto i giovani che arrivano pieni di entusiasmo al loro primo lavoro, alle loro prime occupazioni. Per quanto riguarda la sanità veneta, vi dico, noi siamo molto preoccupati, diciamo, come medici ospedalieri, di quella che è l'attuale evoluzione. Partirei paradossalmente dalla medicina del territorio. Ci sono state rotte, diciamo, le trattative in questi giorni, leggevo sui giornali attraverso quello che è l'evoluzione di un aiuto, un importante supporto per quanto riguarda l'attività amministrativa e di segreteria per i medici di medicina generale, perché ormai hanno tutti quanti 1.600-2.000 mutuati e hanno delle difficoltà, calando quelle che sono, diciamo, le unità che operano e aumentando le zone carenti per quanto riguarda l'attività e il rinnovo del turnover di quello che è l'attività tipica del medico di medicina generale. E questo è stata una richiesta, insomma, è stata fatta alla Regione Veneto, di aprire quello che sono gli aumenti delle medicine integrate e l'aumento dell'attività di segreteria. Questo naturalmente dopo si riflette anche sull'attività ospedaliera di cui sono rappresentante, perché il cittadino che ha problematiche per quanto riguarda gli accessi o che si trova davanti a delle lunghe file per quanto riguarda le attese per certi tipi di visite specialistiche, dopo cerca delle vie alternative. Recentemente sono stati dati alcuni milioni di euro in più per quanto riguarda l'aumento delle prestazioni per quanto riguarda i medici ospedalieri. Io dico che stante la situazione bisogna fare una riflessione molto più profonda su quello che è l'attività ospedaliera, che non viene scelta da moltissimi specialisti che vanno direttamente a lavorare all'estero nel privato. Molte specialità non vengono scelte, rimangono i posti vuoti anche a Padova, anche a Verona, anche qui nel Veneto per quanto riguarda rianimazione e pronto soccorso. Noi veniamo fuori da 2 scioperi
il 5 e il 18 di dicembre come organizzazioni sindacali per attirare l'attenzione a livello nazionale su quella che è la questione medica, cioè la problematica che noi siamo anche preoccupati prima di tutto perché noi conosciamo il background, il backstage di quello che è poi attività dietro di Quinta e di quella che è l'assistenza ai cittadini. Dottor Leoni, mi scusi se apro questa parentesi. Io sono molto perplessa quando sento che non ci sono più i medici nel 2023. Sono perplessa perché poi questi medici li trovo nel privato. Il privato non ha i problemi. Allora non è vero che non ci sono i medici, ci sono nel privato e vorrei capire come mai. Ma quello che sono ancora perplessa è che nel 2023 non si poteva non sapere che sarebbero andati in pensione tot medici, l'anagrafe è quella, il nome e cognome, non manca niente. Vuol dire che c'è un progetto che noi non conosciamo che sta portando in silenzio questa sanità pubblica nel privato. Quello che temono un pochino adesso è l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è quella che vota, è quella che dà il famoso voto. E allora questo forse tiene un po' frenata quella che era la strada che qualcuno aveva deciso di intraprendere. Basta vedere come sono nati come i funghi queste cliniche private, addirittura un pronto soccorso privato. Ecco, questa sanità privata. Lei cosa dice, dottor Leoni? È una mia sensazione o ce l'ha anche lei? No, è la pura verità, solo che nel Veneto i gruppi maggiori sono ancora quelli lombardi, quelli che arrivano perché sono quelli più preparati da questo punto di vista, perché da loro la sanità privata è molto più avanti che nel Veneto, però stanno arrivando anche da noi. La problematica dei medici che scelgono direttamente il privato è che esiste un certo tipo di vocazione, chiamiamola così, anche per quanto riguarda i medici, per fare l'attività ospedaliera, perché ci sono tante cose da fare nella vita. L'attività ospedaliera si differenzia per quello che è l'assistenza H24, cioè tu hai anche un lavoro da turnista e ti fai anche i sabati e le domeniche, chi si fa Natale, chi si fa Capodanno, ci sono le notti e soprattutto si è a confronto con l'urgenza ed emergenza. Mentre chi viaggia nel privato ha un'attività più programmata, normalmente nell'arco della settimana, poi a un certo punto si lavora come tante altre attività e poi si ha sabato, la domenica e le notti libere. È una grande differenza, Soprattutto quello lo vedi per chi sceglie di fare il direttore di pronto soccorso o la rianimazione o tutte le branche che sono collegate con l'urgenza e l'emergenza, prima di tutto la medicina. La medicina è il reparto dove si ricovera di più in assoluto, 100%, tutto quanto da pronto soccorso, è il carico di lavoro più grande. E io dice uno che fa il chirurgo generale, che è l'altro reparto dove ci sono i ricoveri d'urgenza, ma ce ne sono meno in percentuale. C'è a chi piace questo tipo di attività, è attirato da questo tipo di vita che è una vita intensa, la chiamiamola dinamica. Questo naturalmente fino a un certo punto, perché se ti piace un certo tipo di tensione sul lavoro che non ti accorgi che le ore passano, ti appassiona un certo tipo di attività, poi non devi finire schiacciato da questa. La interrompo un secondo, dottor Leoni, perché c'è Rinaldo in linea, già un pezzo, ma volevo appunto cercare di far capire perché ci sono questi ospiti questa mattina, perché dobbiamo capire anche noi e riflettere su quello che dicono. Vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ai genitori di Mattia, che sono vicino col cuore, posso capire cosa si dà dentro le ore, si soffre questa propria maniera. E quello che mi fa schifo, che il suo processo doveva farlo subito, non aspettare, rimandare fra 3 mesi, fra 5 mesi. Noi altri veneti, italiani, abbiamo da vergognarci, da permettere di fare queste robe. Con quello che gli ho passato i genitori, gli fa passare da loro e pene d'inferno, vergogniamoci, politici. Questi sono i problemi che ne da risolvere. La povera gente con un figlio che andava a lavorare, non andava né a ballare né a fare un giro, andava al lavoro. Non so se mi rendo conto. Bisogna che se vergogniamo, faccia in fretta, risolvere questo problema e chi ne va a 40 ore e chi vive in pace con i suoi lavori. E dopo, tanto vi saluto e buon Natale. Grazie. E dopo, quello che è sanità. In conto ai fiabe della sanità.
io ho 2 miliardi dalla sanità e gliene ha speso 4 dei carri armati. Cosa ha avuto che venire in sede chi ne conta? E la sanità italiana pubblica, va bene? È bellissima, perfetti, perché sono bravi i dottori, bravi infermieri, vedete tutto. Il 6 che manca, e se sbagliato, i medici che vanno nel privato, intanto li vede diventare i medici con i schede dello Stato, anche lì che era una pensione minima, intanto, e adesso che ti diventa medico ti vanno via. A Cuba i medici non va via, perché quelli che volevano scappare da Cuba erano medici, ingegneri, tutta gente che era via a 100 franchi e in America vede via. E ora io ne conto le fiabe, la medicina che c'è, i medici che avevo, e bravi anche, e anche coscienziosi. E dico, finalmente la politica non va a fare grande, faremo centinaia di migliaia di milioni di immigrati per portarli in Albania, in giro di quelle veneti, svegliamoci, non dobbiamo votare, ricordiamoci di tutta questa roba che è qua. I medici, anche questo signore qua un medico, poi in cosa può lottare? Se non lo lascia fare. Comunque vi auguro a tutti buon Natale, anche a te Mirella, grazie della tua compagnia che mi ha fatto per ormai tanti anni, ti ringrazio e vi faccio gli auguri a tutti. Passa un Natale come di TV. Grazie caro Rinaldo, grazie di cuore veramente. Grazie, buon Natale anche a te e famiglia. Tutti i ragazzi che siete telefono, che siete bravi. Grazie Rinaldo, sì, sono veramente bravi, c'è una bella squadra a Media Nord-Est. Allora, dottor Leoni, finiamo il discorso che aveva iniziato e poi andiamo in pubblicità, prego. Sì, quello che ha anche accennato il suo ascoltatore è assolutamente vero per quanto riguarda quello che è l'investimento generale di miliardi, diciamo, di euro per quanto riguarda la sanità italiana. Ora, è vero che sono stati aumentati di 1 o 2 miliardi di investimenti, dicono 3-4, ma molti sono già stati volatilizzati in quello che è l'aumento dei costi e quindi praticamente si pareggia quello che è il tasso di inflazione e l'aumento delle materie prime. Ben poco si è fatto per il personale. Io vi pongo da un dato. Alla fine la Germania e la Francia spendono 40-50 miliardi di più, dai 130 sono a 180 miliardi di euro all'anno per quanto riguarda la sanità pubblica. Non penso che lo buttino i soldi alla finestra i tedeschi e i francesi, idem per quanto riguarda la Svizzera, gli inglesi e quant'altro. Cioè investono un terzo, un quarto in più dei soldi che viene stanziato all'Italia. Noi siamo, come investimenti in sanità, il più ricco dei paesi poveri. Siamo un po' sopra quello che investono in Spagna. Come riusciamo ad ottenere la qualità globale di quello che noi abbiamo in termini di sanità? Perché? Perché mettiamo 45 miliardi, noi arriviamo a 180 miliardi, quello costa la sanità in Italia, di tasca nostra. Sarebbe l'auto pocket, cioè la gente che può, tira fuori i soldi di tasca propria per quanto riguarda fare attività privata. Naturalmente c'è anche una classe di persone che sono non abbienti, che sono esenti ticket per reddito, sono esenti ticket per invalidità civile, 3C1, hanno patologie neoplastiche, sono circa il 40-45% delle classi di pazienti che noi vediamo negli ambulatori, perché la gente che viene in ambulatorio sono tra i 50, 60, 70, 80 anni e questa è la classe di età che frequenta di più gli ambulatori e hanno almeno 2 patologie croniche a testa dopo i 60 anni, lui dice la statistica. Queste persone qua hanno bisogno del servizio sanitario nazionale, non possono tirare fuori 100-150 euro per una visita privata, hanno bisogno di aspettare il pubblico. A questo, diciamo, è stata tagliata quella che era l'assistenza che c'era 10, 20 anni, 30 anni fa, perché noi siamo al 3,2-3,3 per 100.000 abitanti di posti letto, siamo agli ultimi posti in Europa. Tagli i posti letto, automaticamente tagli infermieri, personale, medici e quant'altro. È abbastanza semplice il conto. La situazione è questa qui, non possiamo Dottor Leoni, inventarci con la una sanità. Popolazione che invecchia e con patologie, non dimentichiamolo, Esatto. prego. No, diciamo, il problema è stato un taglio sistematico cosciente per quanto riguarda tutti quanti i governi di riguardo alla sanità pubblica. E chi può
chi può se ne va nel privato. Io sono preoccupato, perché lavoro nel pubblico, per tutti quelli invece che vedo e che dopo mi condividono le loro problematiche, i loro problemi, e io stesso devo chiedere degli esami, devo chiedere degli accertamenti, come devono chiedere i miei colleghi, e ci filiamo tutti in questo enorme imbuto che sarebbe poi la risposta in termini di prestazione, perché tu devi anche fare una diagnosi oltre che una terapia, e per fare la diagnosi ti servono degli esami e accertamenti. Grazie dottor Leoni, pubblicità. Salve a tutti, io sono Michele, faccio parte del Round Table di Treviso, sono vicepresidente e parto col dire che ho 22 anni, quindi un'età anche abbastanza vicina a Giulia e alle ragazze in cui succedono queste cose. Già mi sto commuovendo, quindi è per dire che è difficile. Allora, è una cosa orribile, decisamente orribile, pensando anche al fatto che le persone che commettono queste cose qua, o che magari pensano, le conosciamo più o meno tutti, solo che si parte sempre col discorso non ce lo possiamo aspettare, ma ci inganniamo da soli, perché comunque un avviso, un segnale lo danno sempre, perché comunque con gli amici, e purtroppo solo con gli amici, e mi ci metto in mezzo anche io, ci si confida. Con i genitori è molto più difficile, e questa è una cosa molto grave. Io l'ho capito perché me l'hanno fatto capire i miei genitori a 15 anni, mi sono messo a piangere disperato perché mi hanno fatto parlare. E questa è una cosa che è bella del parlare, perché quando parli e cominci davvero a tirare fuori le parole che tieni dentro il tuo corpo, si apre una fontana e non smetti più, e lì si capiscono se ci sono problemi, se c'è qualcosa che non va. E i genitori penso siano, un genitore come si deve, è la prima persona che vuole aiutare il proprio figlio, quindi questa qua è la prima cosa che mi sento di dire. Mi sento in completo d'accordo anche con il signore, il presidente della baseball, sono completamente d'accordo anche con le ragazze sportive. Io faccio sport da 14 anni che pratico una disciplina marziale, insegno nell'ultimo anno, e uno non l'ho mai usata fortunatamente, perché ti insegna a non usarla, ti insegna il dialogo, che uno dice impara a usare le mani, no, in realtà impari a parlare per non usare le mani, prima cosa. Seconda, tu socializzi. Nell'ultimo periodo abbiamo parlato anche di bambini diversamente abili, magari bambini con problemi cognitivi. Mi sono trovato in una situazione di dover insegnare ad una bambina con l'ADHD. Non lo sapevo, perché il genitore non ce l'aveva detto, e quindi già qua è una cosa che volevo. Però alla fine non stai parlando con una persona che ha dei problemi cognitivi, semplicemente ragiona in maniera diversa, vede le cose in maniera diversa, quindi non sono diversi. È questo che ci tengo a far capire, non sono persone diverse, sono persone come noi, assolutamente normali, solo che vedono le cose in maniera diversa. Se trovi il modo di arrivare alla mente, si apre un mondo, e te lo dimostra molto di più di una persona che è apparentemente normale, perché poi non è detto. Cos'altro dire per lasciare anche la parola? Bisogna parlare e socializzare, più si parla, che mi dispiace veramente tanto, che ho guardato in questi giorni sempre la televisione, sui social, mi dispiace veramente tanto. Io ammiro di te il tuo essere Signore, perché te lo posso garantire, io il primo pensiero che ho avuto è stato tutt'altro. Tu sei stato un Signore nel modo di fare, nel modo di parlare, nel modo di porti e nel modo di mandare avanti la cosa. Tu sei veramente un Signore e io non so cos'altro dire. Allora, Michele è il mio vicepresidente della tavola dove sono io. Io sono segretario di zona, seguo Trentino, Friuli e Veneto. Quello che Michele si è perso perché è giovane è che noi abbiamo una causa in più, perché noi siamo un club maschile, le donne non entrano, siamo tutti giovani dai 20 ai 40 anni, quindi questa situazione ci ha toccato
il doppio rispetto a tanti altri, perché era veramente un nostro coetaneo e poteva essere un nostro socio. Penso che Michele possa ben dirti, se vuoi venire una sera a cena con noi, sei nostro ospite più che volentieri della nostra tavola e del nostro club, perché sei veramente stato un signore e queste persone vanno premiate. Allora, proprio Giuseppe, ecco, vedendo questi ragazzi che veramente sono vicini, sono ragazzi giovani, ieri abbiamo sentito anche le ragazze che erano con il baseball, cosa vuoi dire? Ecco, questi giovani come li vedi tu da papà di Mattia? Ecco, quanti giovani hai avuto vicino nel momento di questa tremenda disgrazia che state ancora vivendo? Intanto posso dire che ho avuto più, diciamo, più vicinanza, ho sentito più la vicinanza dai giovani e amici di mio figlio che da qualche istituzione. Sì, istituzione così. Quindi a questi giovani bisogna dargli più spazio e ascoltarli di più, molto probabilmente. Io preferisco, diciamo, avere una vicinanza sentita che una vicinanza dovuta per il momento formale, così. Quindi ben vengano i giovani e per quello che mi riguarda sono quelli che mi hanno dato più. Avete sentito cosa ha detto papà Giuseppe? Avete sentito? Non guardiamo solo quelli, gli esempi proprio cattivi che sono pochi rispetto a quelli buoni. Monica, tu hai portato delle poesie, una per Mattia e un'altra per Natale. Le vuoi leggere? Perché se non le leggiamo a Natale, sta robe qua quando le leggiamo. Prego. Allora, la prima è una poesia che Carlo Sorricelli, che ha fondato un osservatorio proprio sulle morti sul lavoro a Bologna a livello nazionale, e che noi abbiamo conosciuto di persona poco tempo fa, che siamo andati a visitare il suo straordinario museo, ha voluto dedicare a Mattia, e l'ho voluto portare questa mattina perché secondo me, pur non conoscendo Mattia e ascoltando quello che noi le abbiamo raccontato di lui, lo ha dipinto proprio come era Mattia. Fior di giovinezza rubata. Mattia dona energia a chi gli è intorno, ottimi i suoi voti al liceo, vince concorsi ma ci rinuncia, chiuso in ufficio a comandare non gli va. Ama vento, sole e pioggia sulla pelle e l'aria aperta che gli riempie i polmoni. Diventa montatore di ponteggi. Mattia lavorava sotto una gru che aveva più dei suoi 23 anni, ma una revisione non l'avevano mai fatta. Un carico cade e lo travolge, morte atroce, senza un lamento. Quel giorno un'enciclopedia unica si chiude, come tutte le vite che passano sulla terra. La sua aveva ancora molte pagine da riempire. Una farfalla bianca, come la purezza dei suoi anni, volava ogni giorno vicino alla sua tomba, raccontava che Mattia c'era in altre vesti, poi un giorno si è diretta in cielo. Ora è aria, luce, sole e pioggia. Ogni tanto ci osserva con severità. Anche la sua dipartita non scuote l'indifferenza e la sofferenza di chi lo ama. Bellissima. Complimenti anche a chi l'ha scritta, complimenti per queste parole che solo con le poesie poi qualcuno si esprime e si esprime in maniera incredibile. Le parole che non riescono a venire le scrivono. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno alla tua graditissima ospite e anche al papà di Mattia. Volevo salutare la signora Monica. Ogni volta che la vedo mi si stringe il cuore di quel ragazzo che aveva il suo figlio. E anche il papà. Guarda, ho detto Mirella, signora Monica, questi uomini che uccidono queste donne e questi ragazzi che vanno a lavorare, io non so cosa sta succedendo, signora Monica, io non lo so. Non lo so, che è una guerra continua, insomma, ecco, questi poveri ragazzi che vanno a imparare qualcosa, no, guardi, io non ho parole, insomma, cosa sta succedendo, insomma, non lo so e basta, o che la gente è impazzita veramente,
guarda che feste che fanno passare queste persone. Io non lo so, insomma, ecco, che il mondo è malato qua e basta. Signora Monica, io la abbraccio forte e gli si stringe il cuore, va a sentire queste cose che solo chi sa prova. Ma anche chi non prova è lo stesso, perché è come fosse un figlio, insomma, ecco. E anche il papà, e vi abbraccio forte e state dietro alla vostra ragazza, che è meno male che avete anche lei. Ecco, perché se no qua ci resta solo da darti una sparata in testa ormai e basta. Ecco, io vi saluto, vi abbraccio forte, signora Monica, è il coraggio di tutte le donne, lei sa, ecco, veramente l'abbraccio forte, e anche il papà e il vostro angelo custode, e vi è sempre vicino. Ciao signora Monica. Grazie signora, un abbraccio. Grazie alla nostra Maria, poveretta, sentite l'emozione che vivono, ecco le emozioni che questi ospiti riescono a dare, perché sono emozioni vere. Andiamo a sentire, allora adesso lasciamo un attimino che si riprendano anche giustamente Monica e Giuseppe, andiamo a vedere cosa dice la consigliere Bigon in fatto di sanità regionale. Andiamo a sentire. La mancata intesa per l'accordo con i medici di famiglia nasce dalle resistenze della Regione, che non sente ragione sulla necessità di investire in modo adeguato per garantire supporto amministrativo ai medici. Di questo passo diventa chiara l'intenzione di far morire la medicina territoriale. Con queste parole, i consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni non usano mezze parole e vanno all'attacco della Regione che, come hanno dichiarato in un comunicato, rischia di far morire la medicina territoriale. Di che cosa stiamo parlando nello specifico? Semplice, alla Regione, affermano gli esponenti Dem, arrivano disponibilità economiche che non sono spese per intero, visto che mancano circa 600 medici. Si tratta di milioni di euro che possono essere investiti per migliorare la sanità e il lavoro dei medici, ad esempio fornendogli supporto amministrativo per velocizzare e migliorare il loro servizio ai cittadini. Far saltare l'accordo integrativo con i medici di famiglia e vuol dire mortificare la medicina territoriale. Concedere solo 7 ore settimanali di supporto amministrativo, quando il minimo necessario richiesto è di 14 dei stessi medici, vuol dire veramente non volere investire nella medicina territoriale a favore dei nostri cittadini. I medici hanno un carico burocratico enorme e per questo hanno bisogno di un supporto amministrativo. Le 14 ore sono il minimo necessario. La politica Dem promette dunque un duro attacco alla Regione per mettere in condizione quei pochi medici che rimangono di lavorare e tutelare la salute dei cittadini. Il rischio già in corso è che il Veneto sia destinato a scendere ulteriormente nella graduatoria nazionale. Allora, dottor Leoni, come commenta questo servizio e le parole del consigliere Bigon? Sì, si collega a quello che ho detto all'inizio, paradossalmente, per quanto riguarda la carenza di quella che è la possibilità di avere un supporto amministrativo per tante incombenze burocratiche che mi dicono i miei colleghi sono arrivati a occupare fino all'80% del loro tempo di lavoro. Dobbiamo capire anche i giovani che vengono fuori freschi di studi, che adesso hanno la possibilità di accedere a graduatorie per incarichi temporanei anche mentre fanno il corso per fare il triennio di medici in medicina generale, allo spettacolo che si vedono davanti. Perché uno studia 6 anni, si fa una selezione impressionante che ne entravano 1 su 7 per quanto riguarda i test di accesso a medicina, quindi è gente che arriva quasi tutta con 110 lode, fresca di studi, 60% sono donne. Vogliono fare la medicina del territorio, vanno a fare la frequenza del medico di medicina generale, vedono come è la vita attuale, dicono beh, se questa è la vita che devo fare per tutta quanta la mia esistenza, forse se è possibile cerco di fare qualche altra cosa. E allo Stato, con quello che è stato il blocco del turnover, possono farlo, cioè ci sono delle alternative. Non è scritto che uno
debba fare nella vita il medico ospedaliero o il medico di medicina generale. Ci sono altre possibilità che vengono fatte e il 20-25% pensa tranquillamente ad andare a lavorare all'estero e lo fa. Perché? Perché hanno già in mano la lingua inglese, una lingua internazionale, sono cittadini europei, sono volitivi e cercano per la loro esistenza quelle che sono anche le condizioni di lavoro e di professione e anche di rispetto per quanto riguarda anche la loro vita privata. È una scelta come tante altre. Quindi se noi vogliamo avere il ricambio dei nostri amati medici di famiglia che a un certo punto vanno in pensione e devono trovare altre persone che vengono al posto loro, nati in questa nazione, perché dopo ci sono anche quelli che vengono dall'estero in cui possono avere le condizioni in Italia migliori, ma non saranno sicuramente quelli europei, con tutto il rispetto, arrivano da altri paesi dove le condizioni di lavoro e anche di studio sono magari differenti. Se noi vogliamo avere una manutenzione di quello che è l'attività professionale intellettuale qui nel nostro paese, dobbiamo agire sulle condizioni di lavoro adesso. Solo il 19% delle medicine di gruppo sono state attuate qui nel Veneto. Il 19% vuol dire le medicine di gruppo, medici che sono consorziati per avere sempre un medico a disposizione dalle 8 alle 20 durante il lunedì e venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, che può coprire anche le assenze di altri colleghi per fare ricettazione, certificati e quant'altro. Però per mettere in piedi queste attività ci vogliono degli investimenti che devono venire dalle sedi adeguate. Questo è il problema in sintesi per quanto riguarda il territorio. E non è un problema da poco, dottor Leoni, purtroppo io spero che qualcuno veramente riesca a capire le parole che voi dite, di essere ascoltati, perché non è vero che non si può centrare l'obiettivo, siamo ancora in tempo, bisogna investire, forse investendo riusciremo a chiudere quella falla che si è creata, che sta diventando sempre più grande, ma sì, chi se ne frega della grande infrastruttura se non abbiamo i medici, se non abbiamo gli infermieri, se non abbiamo la possibilità di farli lavorare in maniera adeguata. Ma cosa sta succedendo? Ecco, questo qualcuno dovrebbe porselo, invece ecco, il business della grande struttura ha superato la qualità della vita e soprattutto veramente quella che è la nostra, ma veramente il nostro problema sanitario, che è molto grande, perché ripeto abbiamo un popolo di diversamente giovani con tanti acciacchi e dovremmo accompagnarli dopo quello che hanno passato in maniera più veramente rispettosa. Questo lo dico io, perché è da mettersi le mani nei capelli delle volte con queste liste d'attesa, che poi vai nel privato e ce l'hai subito, o che li fanno girare a destra e a manca. Detto questo, io direi adesso di ascoltare anche un'altra mamma Raffaella Busiol. Anche lei partecipava a questo incontro, le associazioni incontrano le associazioni per Giulia. Andiamo a sentire questo intervento di mamma Raffaella. Siamo vicini comunque alla VTV Volley, quindi siamo vicini al mondo sportivo, anche se facciamo promozione sociale. E penso che, come diceva appunto, belli per poter cambiare un po' anche le cose. E volevo ringraziarti invece per la tua testimonianza anche di come hai affrontato, perché in un mondo dove c'è sempre violenza, dove si urla sempre, ci hai messo il cuore e hai deciso di andare incontro a prendere le braccia. Questa è una bella testimonianza. Grazie. Scusate, volevo dare anche un motto, appunto perché noi facciamo rete con varie associazioni, tra cui anche Round Table, e c'è la nostra socia, diciamo, la Paola, che finisce sempre con una cosa: insieme si fa. Penso che questa sia la cosa fondamentale anche di questa sera per andare avanti. Grazie. Grazie. Avete sentiti? Forse sono stati quelli che sono riusciti a toccare il cuore più di tutti gli altri di Papà Gino. Hanno mirato dritto. Ragazzi, continuate, mi raccomando. Adesso un'altra mamma, una storia bellissima. Io ti prego di raccontare, perché dovete sapere che ci sono dei genitori meravigliosi. Racconta, Raffaella, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Raffaella. Scusate l'emozione, io parlo con la lingua fissa. Il motivo è speciale
Io sono mamma di una figlia che è arrivata con l'aereo dalla Russia, di ben 3 figli, ma ne ho una in particolare che voce non c'è. Noi abbiamo seguito la storia di Giulia, che per mia figlia ha questo segno perché è sempre stata un'emozione dolce. Ho raccontato la storia, abbiamo seguito tutta la storia perché è importante, come la storia delle mamme che mi hanno preceduto, perché c'è chi voce non ha e ha un silenzio, però usa le mani in modo speciale per comunicare, per arrivare. Se queste storie in lingua dei segni non si raccontano, non hanno voce, se accadesse come è accaduto a Giulia, e ce ne sono tanti, chi sente voce non ha, mia figlia sente ma la voce non ha, e abbiamo costituito un'associazione da poco, la voce di Lisa, perché il nome è Lisa di mia figlia. Il mio obiettivo è di raccontare le storie che possono essere successe a Giulia, che potrebbero succedere ora, le difficoltà, e raccontare con questa lingua vuol dire dare una conoscenza e darlo serve a loro, perché se succedesse come è successo e è accaduto a Giulia, ci sarebbe qualcosa che sarebbe mancato. La lingua dei segni insegna ad essere molto tranquilli. La curiosità che Lisa, ascoltando da me la storia di Giulia, mi ha chiesto era se il papà, con la tranquillità, la sorella e il fratello con la tranquillità che sono arrivati a mia figlia, sapevano la lingua dei segni, perché è rimasta proprio colpita. Mi chiede sempre. Credo che questa occasione di Mirella sia un'occasione unica, mi ha emozionato e che devo dire, spero di conoscervi tutti, perché la lingua dei segni deve essere un modo per far arrivare queste nostre associazioni nel tempo. Ha preso non solo Lisa, ha preso tutti e 3 i fratelli, per non dividerli. Lei se li ha portati a casa tutti e 3, diverse età, non sapeva quello che aveva Lisa. Era una famiglia unitissima che cerca di dare il massimo a questi ragazzi, perché sono loro figli, loro sono i genitori di questi ragazzi. Perciò pensate, questa è come la storia di Gino, questa bellissima famiglia che ha creato 3 ragazzi, 2 femmine e un maschietto fantastico, per far capire quanta brava gente, quanti bravi genitori ci sono che cercano veramente di dare il massimo. Abbiamo sentito un'altra preziosa testimonianza per far capire che c'è un mondo solidale, meraviglioso, di amore, di serenità, ecco, di dare, di trasportare questo amore ad altre persone in difficoltà che non conoscono neppure. Pensate, dalla Russia li ha portati a casa tutti e 3 questa mamma, e veramente li accudisce, dicevo a Monica, e li cura in una maniera incredibile, lei, il marito, i nonni. Ecco, allora capite che genitori si nasce, si diventa o non si diventa, ma genitori si nasce. Cosa vuoi dire? Come ci saluti, Monica? Allora io voglio estendere prima di tutto l'invito a tutte le persone che ci stanno seguendo ad essere al nostro fianco con la prossima udienza, che sarà il 29 di gennaio. Alle 8:30 ci troveremo davanti al Tribunale di Treviso e organizzeremo un sit-in. Poi sarà un'udienza a porte aperte che si protrarrà per tutta la giornata, quindi chi può fare anche un solo passaggio. Per noi è importante, ecco, perché l'unione e la vicinanza delle persone semplici, come diceva prima mio marito, dei ragazzi, per noi è importante. Vi saluto con questa poesia del Natale. Buon Natale non si può dire a chi ogni giorno ha ragioni per soffrire. Buon Natale non si dice a chi nel cuore ha una grossa cicatrice. Quanto dolore, passano i giorni, passano le ore, ma quel dolore col tempo si trasformerà diventando il fiore della serenità. E io te lo auguro tanto. Non ti dico buon Natale, ma ti abbraccio soltanto.
Bellissima anche questa Buon poesia Natale di Natale a tutti e a tutte le famiglie che come noi stanno portando avanti questa triste situazione e che non per tutti sarà un Natale di gioia, purtroppo. Grazie a Monica Michelin, grazie a Giuseppe Battistetti, papà e mamma di Mattia Battistetti, che anche questo Natale non ci sarà con loro e vogliono giustizia, la meritano, veramente grazie di essere qui. Chi vuole incontrarli saranno domenica eventualmente a Villa Margherita, ecco, perché assieme a Giulia c'è anche Mattia, giustamente c'è anche Mattia per non lasciare sola Giulia. È là anche lui, perciò grazie, invitiamo anche il dottor Leoni, se ha piacere di venire a dare un saluto, ecco, per questi genitori veramente, io penso che non ci sia dolore più grande per un genitore perdere un figlio o una figlia, cioè, come dice lei, non è un dolore talmente grande, non si può neanche spiegare e non passerà mai. Come ci saluta e che auguri vuole fare, dottor Leoni, prego? Beh, io faccio un abbraccio a tutti, in particolare alla famiglia Michelin, perché credo che ne abbiamo gran bisogno. Un grande saluto a te Mirella e a tutti quanti i telespettatori. Esiste fondamentalmente una parte molto buona, diciamo, della nostra tessuto sociale, che si esprime anche attraverso questo. E questo deve essere anche pubblicizzato, fatto vedere, perché molte volte abbiamo delle immagini, degli stereotipi in televisione commerciali che non rispecchiano quella che è la realtà poi del tessuto sociale vero della popolazione. Grazie veramente anche al dottor Giovanni Leoni, segretario regionale CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, che è stato con noi, che ci ha spiegato tante cose. Svegliatevi, cercate di capire quello che ha detto veramente il dottor Leoni, perché è molto importante. Grazie Monica, grazie Giuseppe, grazie anche ai tuoi genitori, a tua figlia che li saluto, grazie, pubblicità. Grazie. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Andrea Zanoni, consigliere regionale Partito Democratico. Grazie Zanoni di essere qui. Saluto anche da Vicenza il dottor Francesco Bertola, ematologo, ISDE, perciò parliamo di cose veramente serie questa mattina, anche se ci avviciniamo a Natale, ma è giusto capire com'è la situazione, siamo a fine anno. Allora io vorrei partire proprio dal dottor Francesco Bertola. Dal suo punto di vista, cosa c'è, dottor Bertola, che la preoccupa più di tutto? Perché prima abbiamo sentito il dottor Leoni, segretario regionale CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, abbiamo sentito la consigliera Bigon, che la sanità non va assolutamente bene. Cosa ci dice, dottor Bertola? Ma guardi, buongiorno intanto, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno al consigliere che conosco. Mi è piaciuto molto l'intervento di prima del segretario della CIMO, nel senso che, anche se chiaramente molto pacato, però bisogna in qualche modo, Mirella, che riusciamo a far capire un concetto molto semplice, che la salute non è di pochi, è di tutti. E cerco di spiegarmi meglio. Tu puoi... Ma... No, ripeta, dottore, perché è andata via la voce. Mi dica lei quando posso ricominciare. Adesso, prego, ripeta perché era andata via la voce, dottor Bertola. Sì, l'avevo salutata, quella avrà sentito. Sì, quella abbiamo sentito. Ecco, dico che mi trovo d'accordissimo con quanto detto dal segretario, il dottor Leoni, nel senso che, aggiungo, la salute non è di pochi, la salute è di tutti. Cerco di spiegarmi. Lei può avere tutti i soldi che vuole e pensare che tanto se le viene una malattia andrà nella super clinica a farsi curare, dove sarà super attenzionato da tutti, ma non è quella la salute. Lei può avere tutti i soldi che vuole, ma l'inquinamento atmosferico, almeno finché l'uomo respira aria,
se lo respira anche lei. Ci sono il Covid, purtroppo non abbiamo imparato niente dal Covid, niente non abbiamo imparato, ma il Covid purtroppo non fa distinzione di classe sociale, se te lo prendi, te lo prendi. Cosa voglio dire con questo? Tutte le cose, se uno le guarda attentamente, vanno nella stessa direzione. La salute è un bene che tu non puoi comprare per quanti soldi tu abbia. Certo, se tu hai soldi sarai curato molto meglio, questo l'abbiamo ben capito, l'ha detto prima anche lei, se tu hai soldi le liste d'attesa non sono un tuo problema, ma la prevenzione è una cosa che si fa su tutti, e i soldi ti servono quando sei già malato, i medici di base servono per la prevenzione. Non so se riesco a spiegarmi. Va potenziato il servizio dei medici di base, perché sono loro che possono fare la prevenzione, e la prevenzione la fanno per tutti. E quando la salute di tutti ne trae giovamento anche il ricco. La differenza tra il ricco e il povero, purtroppo, è che quando si ammala il povero c'ha davanti un triste percorso. Quando si ammala il ricco frequenta tutte le cliniche più lussuose ed evolute, dove lavorano i medici migliori, perché purtroppo sono i meglio pagati e c'è ancora chi segue questa via. Ma quando tu ancora stai bene, è il tuo medico di base che ti mantiene in salute. Affossare il sistema dei medici di base è una sciocchezza perché la prevenzione la fanno loro. E ha fatto bene a ricordarlo, ma forse sa qual è il nostro problema, dottor Bertolo? Io spero invece con questa trasmissione, con voi ospiti, ecco, di far capire invece quella che è la realtà. Perché non ce la spiegano, non c'è trasparenza, dottor Bertola, non c'è poca trasparenza. Ormai anche la salute, la sanità è business, è tutto business. Le persone sono numeri, non sono più persone. Una volta anche per il medico di famiglia, tanto è vero, quando ricevo le telefonate, rimpiangono i vecchi medici di famiglia, ma non perché adesso non abbiamo più bravi medici di famiglia, perché la burocrazia sta soffocando anche quello. Ma come fa un medico di famiglia fare anche l'impiegato? Ma come fa? È dare a visitare numeri incredibili di persone. Zanoni, ma l'opposizione su questo si sta battendo. Però i numeri non tornano perché non vi ascoltano, non c'è niente da fare. Non siete ascoltati anche se dite le cose che dovrebbero condividere, perché io penso che non c'entra maggioranza o opposizione, c'entra il buonsenso. Io quando ho anche ospiti di sinistra e di destra vanno d'accordo, non so, nella mia trasmissione vanno d'accordo, anzi si apprezzano l'uno con l'altro, poi succede il finimondo. Oddio. Allora perché non siete ascoltati? Cos'è che non va bene di quello che invece dite e che potrebbe veramente aiutare anche la sanità pubblica in un momento che sta attraversando terribile? Stiamo perdendo anche i pronti soccorsi, vanno nel privato. Se succederà questo, cosa faremo? Prego, Zanoni. L'eterna questione. Bisogna capire la politica a chi si rivolge. Bisogna capire quali interessi dà priorità. Oggi la politica in Veneto dà priorità ai grossi gruppi di potere, alla sanità privata, dà diciamo priorità a grosse aziende che fanno opere infrastrutturali, mi riferisco alla Pedemontana, e quindi siccome la coperta è corta e i soldi sono quelli che sono, si fanno determinate scelte penalizzando naturalmente tutti quei servizi ai cittadini che invece sono utilissimi. La questione, l'abbiamo sentito prima, di dare queste ore ai medici di medicina generale che oggigiorno hanno tantissima burocrazia e quindi i medici di famiglia hanno bisogno di una piccola assistenza, avrebbero di diritto 14 ore a settimana, invece la Regione ha deciso di dargliene 7. Quindi sono dei tagli che poi portano a delle conseguenze concrete, nel senso che i medici in realtà ci sono. Il problema è che vanno verso il privato perché il privato li tratta meglio. Io sto in questi giorni scrivendo un'interrogazione che voglio mandare all'assessore alla sanità per capire perché, ad esempio da Treviso, andremo ad aprire un pronto soccorso privato a Monastier, quando abbiamo la cittadella della salute dove abbiamo speso milioni di euro dei cittadini, che resterà una cattedrale nel deserto. Lo faremo lì il pronto soccorso rafforzato piuttosto che darlo in mano ai privati, anche perché
Se si investono i fondi pubblici di noi cittadini in strutture private, queste poi crescono, fanno gli investimenti, ma il pubblico non li fa più. E quindi ci ritroviamo dopo un giorno in futuro che questi hanno avuto tutte le convenzioni, hanno avuto i soldi pubblici e un giorno potrebbero cambiare anche le leggi e fare tutto in autonomia, dando una mazzata incredibile alla sanità pubblica. Io volevo anche dire che noi come consiglieri di opposizione facciamo le nostre proposte. Adesso siamo freschi di bilancio, il bilancio è praticamente dove si mettono i soldi e la politica veneta decide dove investire, chi avvantaggiare e dove tagliare. Abbiamo fatto la nostra manovra, abbiamo lavorato un mese, purtroppo ci hanno bocciato quasi tutto. Io volevo solo dire, ad esempio, abbiamo messo 3 milioni di euro sugli Spisa per avere nuovi 60 controllori nei cantieri, perché nei cantieri ne succedono di tutti i colori. Avete sentito, oltre a Mattia, recentemente è morta Anila a Pieve di Soligo, l'altro giorno è morto un molettista. Quindi 60 addetti in più, perché siamo sotto organico, vuol dire maggiori controlli e deterrenza nei confronti delle aziende che non rispettano le norme di sicurezza. Abbiamo messo 10 milioni sui medici di famiglia. Poi abbiamo messo 30 milioni sulle case di riposo di aiuto per pagare le rette, perché adesso siamo nelle condizioni, sono venute le persone. Scusa Zanoni, abbiamo messo o avete tentato di far mettere? Abbiamo tentato. Ah, ecco, no, perché è importante allora, il verbo. Tutte proposte. Perché la gente dice, allora no, avete tentato di mettere. Tutte proposte, certo, le nostre sono proposte in minoranza. Abbiamo proposto di mettere 30 milioni per le case di riposo, per le rette. Sono venuti da noi dei cittadini che ci hanno raccontato che hanno aumentato al giorno di retta 6 euro, vuol dire aumento ogni giorno per l'anziano che hanno nella casa di riposo, aumento al mese di 1.800 euro, ma solo di aumento. Abbiamo proposto di mettere 4 milioni per gli asili nido, 4 milioni per la salute mentale. Sappiamo quanto importante sia che i nostri giovani, soprattutto che hanno tanti problemi, possano parlare con uno psicologo. Abbiamo visto che cosa succede quando si chiudono in se stessi e non riescono a parlare. Poi 15 milioni di euro li abbiamo proposti per gli studenti, quest'anno ci sono stati aumenti del 30% sugli abbonamenti e le persone che hanno magari 2, 3 figli si ritrovano veramente a malpartito. Poi finisco, 4 milioni li abbiamo messi in piantumazioni di alberi per catturare la CO2 e per diminuire l'inquinamento da polveri sottili che crea tantissime malattie, 5 milioni per il fotovoltaico per le piccole e medie imprese in modo da abbassargli le bollette, ma soprattutto risanare l'ambiente, perché finché riscaldiamo con altri sistemi facciamo tanto inquinamento. Concretamente di queste cose cosa è passato? Ecco, di queste cose non è passato niente di queste nostre proposte, però volevo dire che avremmo potuto fare questo semplicemente se l'amministrazione Zaia, per degli errori imperdonabili che sono stati fatti in questi anni, non avesse messo a bilancio 60 milioni di euro di buco per la superstrada Pedemontana Veneta. Ecco, se ci fossero stati degli amministratori capaci di governare, perché in questo caso sulla superstrada Pedemontana Veneta c'era tutta l'autonomia che volevamo, era tutta una partita in mano alla Regione. È la Regione che ha sbagliato le convenzioni col privato, è la Regione che ha avvantaggiato oltremodo il privato, quindi in questo bilancio hanno messo, questo sì che è stato votato, 60 milioni di euro di buco. Pensate che con questi 60 milioni di euro avremmo potuto fare tutte queste nostre proposte. Paola da Padova, ciao Paola. Paola? Buongiorno. Sì, mi senti? Sì, adesso sì Paola, vai. Benissimo. Allora, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Allora, quando qualsiasi parlamentare, consigliere parla di abbiamo messo o abbiamo tentato di mettere, dobbiamo anche sempre ricordare, perché sembra scontato ma non lo è, che non è di tasca loro che mettono i soldi, i loro se li tengono ben stretti, sono anche tanto belli alti e questi stipendi che prendono. Non parlo certo per la persona che è a fianco, parlo ovviamente in generale. Poi è tanto, come mai? È una cosa che mi chiedo, quando c'è il partito di opposizione che comanda, l'altro appunto di opposizione, siete sempre tutti bravi a fare sempre tutto. Quando siete il governo succede la stessa cosa e chi si trova in cosiddette braghe di tela è sempre il cittadino che comunque non ha mai delle risposte sufficienti, adeguate per tutte le tasse che paga. Poi se mi permetti volevo anche
parlare di questi medici. Tutto bene, tutta la politica, eccetera, ma questi medici ormai ve ne siete accorti che non parlo tanto degli ospedalieri che comunque fanno tutte visite private a 250-300 euro un quarto d'ora e poi per poi non darti mai le soluzioni perché te la smenano in modo di farti tornare più e più volte. Quanto siano assetati di quattrini? Oltretutto quando possono fanno in nero, ma vi rendete conto che 300 euro o 2,50 ogni quarto d'ora pomeriggi dall'1 fino alle 8 di sera o intere giornate, venerdì e sabato, di che razza di introiti che hanno? Ne vogliamo parlare o diciamo sempre che è solo la politica che sbaglia? Dove hanno la coscienza questi medici che incassano l'ira di Dio? In quanto i medici di famiglia, con gli stipendi che hanno, belli lauti, potrei anche torsi un impiegato, una segretaria, qualche oretta, perché se non sbaglio parliamo 10, 12, 15 mila euro al mese. Quindi ce la vogliamo dire questa storia del privato che sono i medici che amano tantissimo i soldi, non tutti ma quasi tutti, perché se diamo sempre colpa alla politica non è tanto soprattutto si sbaglia obiettivo, quindi non ne ricaveremo mai nulla. Poi per quanto riguarda la sanità, ovviamente tutti vorremmo una sanità pubblica che funziona, ma purtroppo non sta funzionando neanche la privata perché buona parte dei medici ha perso l'obiettivo. Soldi, 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 ovvio che poi viaggiano in Bentley e comunque mi potrebbe anche stare bene se però dessero delle risposte adeguate alla persona che sta male. Grazie infinite e buona giornata. Grazie a Paola. Allora, ha capito, dottor Bertola, perché ho detto prima che ho bisogno che venite in trasmissione per spiegare bene quella che invece è la realtà. Prego, dottore. Allora io consiglierei a chi interviene, a chi parla, prima di parlare a vanvera, di informarsi, prima di dire delle sciocchezze grandi come una casa. Nessun medico di base prende 10.000 euro al mese, nessun medico di base prende 15.000 euro al mese. Io non ho mai fatto il medico di base, l'ho fatto per 38 anni il medico ospedaliero, ma ho tantissimi amici che tuttora fanno il medico di base. E non è questo, non si parla certo di 10.000 euro al mese. C'è da contare poi che molti medici si devono pagare l'affitto dell'ambulatorio in cui sono. Non tutti possono contare sull'aiuto del comune o comunque non tutti sono proprietari della stanza in cui sono. Quindi la cosa va totalmente rivista e magari evitando di dire cose non vere. Per quanto riguarda i medici ospedalieri, certo, questo per quelli che fanno la libera professione è un problema. Io infatti non l'ho mai fatta perché ritengo che il medico ospedaliero debba fare per 40 ore alla settimana il medico ospedaliero e lì occorre anche questo disciplinare, ovviamente, è ovvio. Ma comunque, a parte tutte queste cose qua, da questa situazione qua non se ne esce invogliando la medicina privata, perché mi è piaciuto quello che ha detto prima il segretario della CIMO, un ragazzo che adesso si laurea, va dal medico di base perché deve fare 3 anni di specializzazione, vede un attimo come gira, dice aspetta un attimo, 10 chilometri più in là c'è un poliambulatorio privato, mi paga di più, lavoro meno, vado là. Vorrei vedere chi può smentire questa cosa qua. Io conosco anche i poliambulatori privati, c'è tutto, non lavorano mica poco, non lavorano poco, assolutamente. Ha fatto bene a spiegarlo, dottor Bertola. Ecco, io vi invito apposta perché la confusione è sovrana, dottor Bertola. Dobbiamo parlare di più, ma parlare gli addetti ai lavori seri, quelli che sanno, perché purtroppo in giro ci sono anche quelli non seri, dottor Bertola, e poi fanno un minestrone a casa e allora si butta nel caglierone, si gira e poi vengono fuori queste telefonate che ha sentito. Sentiamo Giancarlo da Treviso, poi continuiamo. Vai Giancarlo. Buongiorno Bella, buongiorno al signor Zanoni, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un buonissimo Natale di serenità e salute a tutti. E io condivido al 1000, no al 100%, al 1000% quello che ha detto il consigliere Zanoni. Io passo delle volte, non l'ho ancora presa, ma passo delle volte, la vedo da vicino a Montebelluna o da altre parti, la pedemontana, ohimè, quando vedo 10 auto è un miracolo.
Quindi è criminale se è vero questa cosa qui, hanno fatto una cosa criminale, cioè spendere una cifra immensa per decine di persone, per un bene che utilizzano decine di persone, quando la sanità, come ha detto giustamente il signor Zanoni, sono 5 milioni di persone, quindi l'abbiamo presa una fregatura galattica per favorire quei 10, adesso non so se cambieranno le cose, ma attualmente vedo decine di persone di auto, non di più, una cosa scandalosa. Giancarlo, sei in linea? Assolutamente sì. Ascolta Giancarlo, cosa ne pensi invece che quello che arriva noi, al pubblico, ai cittadini a casa, sono le infrastrutture, la pista da bob, l'aeroporto di Cortina, il ponte di Messina, la quarta corsia? Cosa pensi quando senti queste cose, i numeri che costeranno non a loro, perché soldi sono soldi nostri, perché lo Stato siamo noi che paghiamo, loro vanno a casa, noi rimaniamo e paghiamo le disfatte di Barletta, così le chiamo io. Ecco, cosa dici Giancarlo? Mirella, devo prendere una bella piostica contro il bruciore di stomaco, perché c'è anche per la pista di bob, io sono un appassionato di sport, però fare un'attrezzatura del genere usata, come tornando al discorso della pedemontana, tra virgolette da 4 gatti, è assurdo, cioè usiamo le strutture già in atto e piuttosto investiamo i soldi, come ha detto giustamente il signor Zanoni, per la sanità, per cose di cui ne usufruiscono tutti. Ecco, ti ringrazio, perché è giusto sentire anche a casa la voce del popolo, che è quella che paga, perché questi pagano quei soldi nostri e decidono di fare quello che va bene a loro per i VIP, non per la povera gente. Noi aiutiamo la povera gente, per i VIP, perché adesso il business è là. Tanto è vero che chi ha un po' qua ha fatto di tutto e di più, parlo così perché se no chissà cosa viene fuori, ecco, è ancora là e magari anche seduto in poltrone molto importanti e va avanti e continua a far soldi nell'indifferenza totale di quelli che dovrebbero intervenire. Ecco, abbiamo sentito i coniugi Battistetti, le pene dell'inferno che stanno passando perché la giustizia non arriva, con prove che ci sono certe. Ma Zanoni, anche la giustizia, dov'è la giustizia? Abbiamo sentito i femminicidi, abbiamo sentito il procuratore Martani che ha detto donne denunciate. Sì, ho capito, ma se denunce non sono protetta, perché cioè, le denunce, ma non solo l'ultima, anche le altre, sono tante, eppure vengono ammazzate. Là c'è molto lavoro da fare e evidentemente abbiamo ancora delle leggi poco chiare, perché se c'è una discrezionalità da parte del magistrato così ampia che nonostante la denuncia ripetuta, reiterata e la pericolosità di questi soggetti non ha avuto ancora il foglio di via da quel comune, il divieto di andare a casa o nei paraggi di dove la donna in questo caso minacciata lavora o abita, vuol dire che insomma c'è molta strada da fare. Io volevo rispondere a quello che diceva la Paola, che in qualche modo ci ha messo sotto stato d'accusa come noi politici, e ha detto che ma tanto anche quando voi di opposizione andate lì fate le stesse cose. Allora questo non è vero. Io sono del Partito Democratico, in Emilia Romagna c'è il governo del Partito Democratico con il presidente Bonaccini. Bene, per quanto riguarda, faccio solo un esempio, i trasporti pubblici per i ragazzi, mentre qui c'è stato un aumento del 30% perché la regione non ha più soldi da mettere con le compagnie del trasporto pubblico locale perché deve coprire il buco della pedemontana, in Emilia Romagna per i ragazzi sono gratuiti. Per quanto riguarda poi un altro tema, la superstrada pedemontana veneta, quando la SIS, questo privato, stava andando in fallimento perché non aveva i soldi per continuare, la Regione Veneto ha messo 300 milioni dei nostri e lì ha ampliato ancora i tagli, perché dopo questi 300 milioni naturalmente a qualche parte li trova la fetta maggiore che spende per la sanità e quindi è andato a tagliare lì, e poi lo vediamo con le liste di attesa che si allungano. In quel momento io dissi, siccome la convenzione ti permette di mandarli via, sti signori privati che avevano tutti i cantieri a pedemontana fermi, davamo lavoro da fare all'ANAS, che è praticamente la società delle autostrade nazionale. Ci sarebbe costata molto meno e non avremmo adesso avuto questi buchi incredibili. Pensate che questo buco non è a carico solo di noi contribuenti attuali, ma è un buco che deve essere colmato, perché il canone anno che la regione deve dare al privato finirà nel 2064. Quindi stiamo parlando anche dei nostri figli e dei nostri nipoti.
un danno fatto adesso dall'amministrazione di centrodestra, Zaia e C, si ripercuoterà per tutti questi anni. Avevamo quindi, la signora Paola, avevamo la possibilità di cambiare le cose e noi opposizione lo avevamo proposto, sta tutto negli atti, abbiamo fatto interrogazioni, abbiamo fatto proposte. Si tratta di scelte politiche. Sì, quindi... però, scusa Zanoni, è vero questo, però dobbiamo guardare non solo a livello locale, a livello nazionale. Allora, a livello nazionale ha governato anche il PD e il centro-sinistra. Ha governato anche quella sinistra che aveva una montagna di voti dagli operai, dalla gente comune, che sono andati, compreso dal sindacato, perché non avevano le risposte. Allora qui continuiamo a passare il cerino. È stata colpa mia, è stata colpa tua, ma non ci hanno ascoltato, ma non eravamo noi. Tutti hanno governato questo paese. Però noi ci ritroviamo nel 2023 che siamo veramente alla stretta, proprio alla canna da gas. E chi sta pagando le conseguenze più gravi di anni e anni di non ascolto e di non dare risposte, quando veramente questo paese aveva anche i soldi per poterlo fare? Sto pensando ad esempio di far pagare le tasse a chi doveva pagarle e chi le poteva pagare. Si è continuato invece a guardare da un'altra parte. Qua metto dentro tutti. Non è nessuno che può dire non è vero, perché il popolo a casa, poveretto, ha cominciato a non credere più a questo, allora ecco qua, ora voto questo, poi voto quello, ma mi sembra, tanto è vero, guardate i governi che abbiamo avuto. Di chi è la colpa, Zanoni? Non sarà mica nostra, ma siete voi che andate a votare. Ma come? Ma se ci hanno tolto perfino le preferenze, Zanoni, ma se non possiamo neanche più votare chi vogliamo noi, neanche a livello regionale, perché c'è. Allora è inutile dire, allora se non andiamo a votare, no, hai sbagliato, devi andare a votare. Se andiamo a votare abbiamo i numeri già bloccati, i listini bloccati con nomi e cognomi, ma non abbiamo più potere, non ci ascoltano più, le segreterie fanno le parti del padrone e qua metto dentro tutti e non ne veniamo fuori perché veramente i problemi che ha il paese non vengono risolti. Adesso avremo la Meloni, poi chissà chi avremo, perché così funziona. Prego Bertola, cosa dice? Beh, signora Mirella, io non sono un politico, non sono un politico. Ma vota anche lei, A parte il medico c'è anche l'uomo Bertola, che si sta dando da fare anche per l'ambiente, se non sbaglio. Prego. Certamente. Io posso dire quello, sì, ho capito quello che dice lei, signora Mirella. Io posso dire quello che ho imparato proprio come medico dell'ambiente. Credo che una soluzione sia la cittadinanza attiva e questo l'ho imparato dalle mamme no fas. Sì. Cioè, è vero che è difficile districarsi, però è anche vero, secondo me, che dobbiamo mettere, adesso parlo come cittadino qualunque, noi cittadini, lo so che costa, lo so che è faticoso, lo so che ti verrebbe da dire t'ho votato e adesso arrangiati, ma è sbagliato, è sbagliatissimo. Questo lo penso io, no, non c'entra Istat, non c'entra il medico, c'entra il cittadino. È sbagliatissimo dire adesso io t'ho votato, adesso arrangiati, perché non funziona così. Bisogna che bene o male, che piaccia o che non piaccia, che entriamo nell'ordine di idee di destinare una buona parte delle nostre energie, non tanto di soldi ma non è neanche tanto quello, proprio parlo di tempo, di energie, di capacità, di qualità mentali nel bene comune. Non c'è niente da fare e indipendentemente da chi sia al governo, anche chi è al governo ha bisogno della cittadinanza attiva. La differenza, parlo per me ma posso sbagliare, fra un governo e l'altro sarà chi ti ascolta e chi non ti ascolta. C'è chi ti ascolta e c'è chi non ti ascolta. Chi non ti ascolta partiamo già subito male. Chi ti ascolta avrà le sue colpe, può darsi, ma intanto ti ascolta. E se tu hai delle proposte interessanti e le tue proposte rispondono a problemi reali, credo che qualunque politico ti stia a ascoltare. Sì, però dottor Bertola, se la gente invece di ascoltare una buona parte di persone sente e vota quello che sente, non l'ascolto che dovrebbe dare, non ne andiamo fuori, perché questo è purtroppo la grande verità. Sentono ma non ascoltano, perché se ascoltassero non saremmo arrivati a questo punto. Perciò bisogna far capire a quelli, no, a quelli bravi che hanno ascoltato bene, a quelli che non hanno ascoltato bene, che ancora sentono ma non ascoltano. Luciano da Desenzano. Mirella,
Buongiorno agli ospiti. Niente, prima di tutto faccio tanti auguri, tanta salute. Pronto, mi senti? Sì, benissimo. Niente, purtroppo non volevo parlare di politica, ma chi ha comandato per 53 anni, da 70 fino a oggi, Toscana, in Emilia-Romagna, quel disastro lì delle alluvioni, miliardi di danni, tra parentesi. Sulla sanità, Mirella, no, e sai, io sono un antiproibizionista, non voglio proibire niente a nessuno, ma per esempio i 10 milioni di fumatori, se si pagassero loro, la loro assicurazione, come quella che va in moto, come quella che va in macchina, no? Un grande statista ha detto tanti anni fa che se tutti pagassero le assicurazioni su tutto, no? Era Winston Churchill, un mio vicino di casa, Mirella, fumava 2 pacchetti al giorno, molto più giovane di me, già morto nel 2010, e spendeva 300-400 euro al mese di sigarette, no? Questi costano gli ospedali, costeranno il 20%, il 30%, no? Costeranno. C'è troppe spese, troppa gente che non paga, troppi ricoveri. È inutile, va bene, niente, vi saluto a tutti e auguri. Grazie Luciano, ricambiamo gli auguri, grazie Luciano da Desenzano. Allora dottor Bertola, come commentiamo? Ecco, questo bisogna andare avanti, bisogna fare questa cittadinanza attiva, ma guardi che è dura, glielo dice una che di cittadinanza attiva ne fa, guardi che è una, perché quando te li trovi davanti sti personaggi è dura venirne fuori, non è modo di parlare, non è modo di porsi, ma dico, scusa, hai sentito quello che ho detto? Allora guardi il modo o guardi quello che ho detto, perché sono 2 cose diverse. Il modo me l'hai fatto fare tu col tuo comportamento, ascolta quello che ti dico, però non ascoltano, dottor Bertola, non ascoltano, perché sono proiettati in altre realtà che di sicuro non sono i poveri, i fragili, le patologie che hanno queste persone che non riescono a venirne fuori. Basta vedere i trasporti, che se non ci fosse il mondo del volontariato che va a prenderli a casa e li porta, e anche altre realtà, cosa sarebbe successo a questo paese, perché è facile alzare il telefono e chiamare il volontario che arriva subito e ti mette subito la pezza senza niente chiedere in cambio. Forse, aspetta, e adesso Zanoni hanno messo la managlia anche sul volontariato, la burocrazia, così lo elimina, ma dove vogliono andare a parare? Perché devono fare la multinazionale del volontariato? Perché hanno capito che forse ci può essere un business anche là. Prego Zanoni. Ma la questione è quella che dicevo all'inizio, la politica deve fare gli interessi dei cittadini, dei contribuenti, delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani, o deve fare gli interessi dei grossi gruppi industriali, delle grandi opere? Ad esempio, mi riferisco a quello che è stato votato nel bilancio, e qua parliamo del nazionale l'altro giorno. Che senso ha mettere 12 miliardi di bilancio per il ponte sullo stretto di Messina quando... Della regione? No, sto parlando del bilancio dello Stato, l'altro giorno, ieri l'altro. Che senso ha? Quando, ad esempio, in Sicilia, per mandare da un posto all'altro, da Messina a Trapani, ci mettono 14 ore e non hanno le ferrovie, non hanno le strade, e pensano di fare un ponte da 12 miliardi di euro. Un ponte, tra l'altro, volevo dirlo anche alla signora prima che diceva che siamo tutti uguali, che il Partito Democratico non ha mai voluto, perché è un'opera inutile, è un'opera troppo costosa, perché ci sono altre esigenze. È pericolosa, no, aggiungiamolo anche. No, perché gli addetti ai lavori, se non ascoltiamo neppure quelli... Sarebbe veramente un'opera a rischio. Sentiamo il dottor Bertola come commenta, dottore. Ma intanto volevo dire una cosa, per via che si è parlato dell'Emilia Romagna. Io ho seguito un po'. L'Emilia Romagna ha già fatto un esperimento su queste case di comunità e spero
che diventi una legge per tutti i comuni dell'Emilia Romagna, e sono praticamente delle case di accoglienza, cioè un pre-pronto soccorso, sono vicine ai pronto soccorso in modo che quel medico, se ha bisogno, può venire subito, ma nel tempo stesso danno quella assistenza, diciamo, intermedia che permette di evitare il ricovero in ospedale o una casa di cura. È un esperimento interessantissimo perché permette a chi ha bisogno, che più delle volte sono anziani, di stare relativamente vicino a casa propria, senza finire in pronto soccorso e quindi affollare inutilmente i pronti soccorsi, che tanto tutti sappiamo, se siamo andati, io non so quante volte ho accompagnato mia sorella in pronto soccorso, minimo di 7-8, meno di 7-8 ore non se ne parla di attesa, e veniva regolarmente ricoverata, non è che dopo fosse mandata a casa perché non aveva niente, era una paziente cronica, quindi veniva ricoverata, e comunque 7-8 ore te la fai. Cioè, queste sono le cose da fare, e le case di comunità vanno incontro a tutti. Purtroppo c'è da dire questo, purtroppo quel che ha detto prima l'onorevole Zanoni, cioè il consigliere Zanoni, è verissimo, ed è per quello che io continuo a insistere che dobbiamo impararlo dalla salute. Non possiamo come modello culturale pensare che più ricco sei e più felice vivrai. Bravo. Non funziona così. Bravo. Non funziona così. Avere quest'idea che dopo tanto, se io mi arricchisco, io comunque avrò la clinica super lussuosa a Milano che mi tira fuori da tutti i guai. È morto il figlio, il nipote di Agnelli, adesso mi sbaglierò, ma voglio dire, era un Agnelli, gli mancavano i soldi? Non penso. È morto di tumore, allora come mai? E quanta gente poi è morta col Covid pur avendo i soldi? E come mai? Cioè, allora non funziona questo modello di andare sempre dietro all'investimento, alla cosa che ti arricchisce, e qua c'entra chiaramente anche la pedemontana. Io vorrei che i veneti, purtroppo il tempo non può, ma secondo me noi veneti dovremmo andare in Sicilia, andare dai siciliani e dire, prima di dire di sì al ponte di Messina, venite a vedere la pedemontana in Veneto e dopo ne riparliamo, perché a naso, io non mi intendo, ma a naso è la stessa roba, si fanno queste grandi opere. Ha detto giustamente prima che poi la pedemontana ci sono 4 persone, al di là di ogni cosa, ma cosa mi serve un ponte che fila via benissimo se dopo, quando arrivo dall'altra parte a Messina o a Reggio Calabria, sono in mezzo al dedalo? Perché quella di vie e viuzze che non mi fanno mai arrivare dove devo arrivare, perché quella è il mondo vero, quello è il mondo vero. La pedemontana, il ponte di Messina sono abbagli, sono, non so come dire, le lucciole che ti fanno vedere, ma il mondo vero è quello che c'è prima e dopo, ed è quello che va potenziato. Allora, dottor Bertola, ci racconti un po' dei fasti. Io ho avuto l'altro giorno il professor Bruggeri, che veramente ringrazio di essere qua, ma soprattutto quando io ho detto, ma come mai quando sono stati chiesti questi 100.000 euro alla Regione per fare questo test molto importante sui giovani, dai 18 ai 30 anni, non hanno avuto risposta e hanno dovuto andare dal privato, da una banca, per fortuna che è arrivata, che ha permesso questo test. Poi lo chiederò anche a Zanoni se sanno di queste cose. Com'è la situazione attuale, anche questi test che hanno fatto sullo sperma dei ragazzi che sono molto preoccupati? Ecco, avevo un altro medico per l'ambiente che ha detto questo di questo test. Cosa ci dice, dottor Bertola? Lo studio epidemiologico che abbiamo fatto, dice, sì, si riferisce? Sì. Beh, questo è uno studio interamente finanziato da noi di ISDE, non abbiamo chiesto una lira, dicesi una, al Sistema Sanitario Nazionale, e questo l'ho voluto io, che sono responsabile dello studio, proprio perché possa essere uno studio totalmente indipendente. Come lei saprà, o comunque glielo dico io, diciamo che il promotore, cioè colui che promuove uno studio epidemiologico e quindi lo finanzia, è anche il detentore dei dati, e quindi ISDE, che è una società di medici per l'ambiente, detiene i dati di questo studio, quindi li può elaborare con le proprie forze, cioè con tutti i medici all'interno di ISDE nazionale, parlo. Ci sono epidemiologi, statistici, tutte le specialità. Questo è uno studio che abbiamo voluto fare, ecco, anche qua. Vabbè, insomma, lasciamo stare. Non dica, dottor Bertola, l'ho invitato apposta? No, grazie.
si finisce sempre per a dire le stesse cose. Allora, ormai, perché mi sono appassionato a questo tema della salute riproduttiva? Perché per tanti motivi. Uno, perché si diceva anche prima, un conto è una malattia che prende te, un conto è una patologia che mette a rischio la tua capacità di riprodurti, nel senso che non sarai più capace di mettere al mondo ancora esseri umani, e purtroppo da qualche parte sta venendo fuori che determinati contaminanti ambientali ti alterano il DNA, per cui i guai non finiscono con la generazione che metti al mondo, ma potrebbe essere ancora per la successiva, si chiama epigenetica. E quindi allora di che cosa stiamo parlando? Allora, stanno venendo fuori sempre Dottor più... Bertola, guardi che Zanoni muove la testa preoccupato. Stanno venendo fuori quello sempre che più dice studi. fa pensare. Prego, dottor Bertola. Stanno venendo fuori sempre più studi, e questo l'ho detto anche in tribunale a Vicenza quando mi hanno chiamato come consulente degli avvocati della parte civile, che molte delle malattie che un adulto ha non vengono fuori per quello che ha fatto come adulto, ma vengono fuori, ormai ci sono parecchi studi, per come ha vissuto quando era un feto, cioè nella sua vita fetale. Ormai è assodato e tutti sanno, nel mondo scientifico si sa, purtroppo non lo si sa molto fuori, che il fumo fa male, va bene, fa male ai polmoni, va bene. Fumare a 20 anni fa male anche agli spermatozoi se sei maschio, va bene. Ma un conto è che il tuo rischio di essere poco fertile è basso se fumi a 20 anni, è molto più alto se a fumare era la tua mamma durante la tua gravidanza e tu eri dentro la sua pancia, perché quel fumo è passato alla placenta e ti ha danneggiato finché tu ti stavi costruendo gli organi. Quindi è un danno molto più grave che quando il fumo ti attacca agli organi già costruiti e già in certo modo consolidati. E questo vale per il fumo, vale per la diossina, vale per tantissime sostanze che sono assai nocive in gravidanza, oltre che più che per la mamma, per il feto, che non avrà, in alcuni casi avrà le conseguenze subito, vedi il basso peso alla nascita, in molti casi, tipo la fertilità, avrà le conseguenze quando avrà 20 o 30 anni e vorrà a sua volta diventare padre. Allora ritorniamo al discorso del prima, che censo uguale salute, ricchezza uguale salute, ma se tua mamma, per quanto ricco tu sei, è stata a sua insaputa esposta a qualche contaminante, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma nascerai già con un sistema riproduttivo non buono, non perfetto. La salute è un bene di tutti, non te la compri la salute. Ti puoi comprare l'operazione al cuore, certo, se tu hai una malattia al cuore e sei un povero cane, morirai. Se tu hai una malattia al cuore, un'ostruzione alla coronaria, un difetto valvolare, sei ricco, andrai nella super clinica dove ti supercureranno, questo purtroppo lo sappiamo. E la conseguenza di questo, mi spiace dirlo, ma lo penso, è perché si spendono i soldi per lo Stretto di Messina, per la Pedemontana o per qualunque altra super mega infrastruttura che funzionerà quel che funzionerà, ma certamente ha tolto soldi alla salute. I soldi dateli ai medici di base, che sono i primi che si accorgono. Se tu hai un buon rapporto, io ho a Sovizio, qua abito a Grazia, sono a Sovizio, ho una medicina di gruppo, sono felicissima, io ho sempre lavorato in ospedale, quindi i medici di base ero abituato a vederli da un altro punto di vista, perché mi arrivavano pazienti con 6-7 grammi di emoglobina e dicevo, ma questo sei mai stato dal tuo medico di base? Funziona benissimo, c'hanno due impiegate però. Il vaccino te lo fai lì, il prelievo se vuoi te lo fai lì, il vaccino per il Covid lo fai lì, ti prendi l'appuntamento, se sgarrano di 10 minuti sgarrano di tanto ed è tutto gratuito, ma lì hanno una storia. C'era il vecchio medico che poveretto è morto, che l'ha messo su 20 anni fa, quella medicina di gruppo lì, sono consolidati nel loro lavoro, lì vanno spesi i soldi. Lì vanno spesi i soldi nel potenziare queste cose. Mi fa bene a dirlo, dottor Bertola. Allora adesso andiamo a Trieste, andiamo a vedere questo sciopero, servizio sciopero medici nazionale. Andiamo a Trieste.
Oggi anestesisti rianimatori imbracciano le mani, le braccia, si fermano, bloccano il lavoro per protestare contro una manovra di bilancio del 2024 che va a penalizzare fortemente i dipendenti del sistema sanitario pubblico in termini di definanziamento dei prossimi contratti, in termini di non tutele per i precari, di tetto alle assunzioni di personale e di difficoltosa fuoriuscita per il sistema pensionistico, con innalzamento dell'età, pensionamento anticipato quasi impossibile, penalizzazioni economiche. Adesione al 90% in Friuli Venezia Giulia per lo sciopero nazionale contro la manovra di bilancio del governo, pronti a fermare tutto per far valere la propria posizione. Alberto Peratoner, direttore del 118 e presidente del sindacato anestesisti e rianimatori Friuli Venezia Giulia, ha spiegato il perché di questo malcontento nel comparto della sanità. Tutta una serie di posizioni di questa manovra di bilancio che disincentivano il personale a rimanere nel sistema sanitario pubblico, che disincentivano a venire a lavorare i giovani e spingendo tutti verso il privato, verso le forme di libero professionismo, di associazionismo alle COP e quindi di deregulation del sistema. Ovviamente tutti questi aspetti qua demotivano il dipendente pubblico, il medico, il dirigente sanitario a continuare a lavorare, a dare garanzia per un sistema che deve rimanere pubblico, che deve rimanere universalistico e deve rimanere gratuito. La protesta non si ferma a questo sciopero, è prevista una stagione calda per l'inizio del 2024. Con l'anno nuovo, assemblee sindacali, manifestazioni pubbliche ed altre forme di sensibilizzazione del pubblico e dei cittadini e degli utenti. Quindi prossimi appuntamenti anche col 2024 per continuare a dare battaglia su questo fronte? Assolutamente sì. Allora li ho visti, sì, si parlava di politica con Zanoni e come li ho visti questi politici, anche i nuovi politici, i vecchi politici, io li ho visti anche sentiti perché io sono sempre andata a confronto. Allora Zanoni, abbiamo sentito questo servizio da Trieste, questo sciopero di medici nazionale, questa volta ci stanno mettendo proprio la faccia, stanno cercando di far capire l'importanza di essere ascoltati, perché stiamo parlando di salute pubblica, attenzione. Certo, bisogna ascoltare quello che dicono i medici. Io ringrazio il dottor Bertola, lui fa parte dell'ISDE, Medici per l'Ambiente, ed è grazie, pensate, a questa associazione che 12 anni fa, quando ero al Parlamento europeo, portai per la prima volta il caso dei FAS. Pensate che la Regione Veneto non sapeva che c'era la contaminazione da FAS 12 anni fa. Ed è stato l'IRSA, su mandato della Commissione europea che ha voluto vedere in giro per l'Europa se c'erano questi contaminanti, che ha fatto queste ricerche. Ricerche che poi sono state portate alla luce dall'ISDE. Io ricordo il collega del dottor Bertola, il dottor Cordiano, che mi avvisò di questa cosa e portai all'attenzione della politica questo mega inquinamento. E dopo abbiamo visto anche lì, noi come Regione vogliamo l'autonomia. Adesso vedo sovrappressione 2253 giorni dal referendum sull'autonomia, ma lì avevamo già l'autonomia di fare le ricerche e di controllare questa azienda che non inquinasse le falde acquifere. Quindi auspicare 23 materie dove abbiamo le competenze, mi riferisco al progetto della Superstrada Pedemontana Veneta, al disastro dei FAS. Abbiamo fatto degli errori immani, dovrebbe far pensare a questi cittadini che questo dell'autonomia è uno specchietto per le allodole. Facessimo le cose bene per le cose di cui siamo già competenti. 60 milioni di buco della Superstrada Pedemontana Veneta derivano da una convenzione firmata dal privato e da Zaia, cioè una cosa tutta veneta. Rendiamoci conto che non dobbiamo farci bendare gli occhi da proposte idilliache di un futuro stupendo con il Veneto autonomo dove risolve tutti i problemi, perché questi errori qua sono stati fatti proprio da chi poi pensa di andarci a governare. Quindi fate molta attenzione e soprattutto guardate anche molto alle persone, guardate le persone, i politici, guardate quello che dicono e quello che fanno, guardate quanta coerenza ci mettono, perché adesso a ogni campagna elettorale tutti sono a favore della salute pubblica, a favore dell'ambiente, a favore dei lavoratori, a favore di tutto, però andate a vedere quello che hanno fatto negli atti, nei loro voti,
perché i voti e gli atti sono tutti lì, la storia non la cancella nessuno, quindi più di fidarvi delle promesse, guardate quello che hanno combinato. E poi torno sullo Stretto di Messina, com'è possibile con tutti i problemi che abbiamo, con la sanità che arranca, con la sanità pubblica che fa fatica, non hanno messo i soldi sufficienti perché hanno detto abbiamo messo i soldi, sì, però sono aumentati i costi, quindi non aumentano i servizi, perché a parità di fondi sono aumentati i costi, vuol dire che sono tagli effettivi. Attenzione, perché sono questioni fondamentali per i cittadini, quindi state attenti a questo, a quello che vi dicono, a quello che vi promettono, perché poi alla fin fine se andiamo a vedere chi ci guadagna, ad esempio sulla superstrada pedemontana veneta, chi ci ha guadagnato? Sicuramente qualcuno ci ha guadagnato, il privato. Sulla sanità, sui tagli alla sanità pubblica, chi è che ci guadagna? C'è sempre qualcuno che ci guadagna, la sanità privata. Quindi attenzione a quello che vi dicono, cercate di avere un po' di senso critico in quello che vi vengono a raccontare, perché poi quando andate a chiedere la visita, quanto è che aspettate per avere una visita specialistica? Le liste di attesa si sono accorciate o sono aumentate? Abbiamo veramente 12 miliardi da spendere per il ponte sullo Stretto. Vi hanno detto votateci perché dopo vi diamo l'autonomia. Al posto di darvi l'autonomia vi stanno dando il ponte sullo Stretto. È questo che volete? Allora andiamo adesso a Venezia e andiamo a vedere a Venezia lo sciopero dei medici, perché dovete ascoltate, non sentite, ascoltate. Andiamo a sentire. È iniziato da mezzanotte lo sciopero nazionale di 24 ore. Medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari hanno incrociato le braccia. L'adesione allo sciopero è alta, in alcuni casi fino al 90%. Fino all'ultimo abbiamo cercato di trovare la soluzione ai problemi, sedendoci al tavolo delle trattative con il governo a tutti i livelli, e purtroppo le risposte non sono state sufficienti. I medici protestano contro la manovra economica per il 2024. È l'ennesimo schiaffo al servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti, affermano i sanitari. Contratto scaduto e mancanza di nuovo personale, oltre all'assenza di misure per stabilizzare i precari. Lo sciopero è l'estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito dal personale pubblico, ci dicono. Cosa chiedete al governo? Chiediamo una copertura finanziaria di quello che è il contratto collettivo nazionale firmato, una modifica di quelle che sono i tagli sulle pensioni minacciate per il 2024 e tutta una serie di coperture finanziarie e gratificazioni personali, sblocco delle assunzioni per la maggior parte degli ospedali e ovviamente un miglioramento delle condizioni lavorative. In Veneto mancano circa 3.500 medici, la situazione è diventata insostenibile, il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di aiuto, l'obiettivo è preservare la sanità pubblica. Siamo veramente arrabbiati, siamo stufi e vogliamo in questo momento cominciare a parlare del futuro. Vogliamo modificare questo tipo di organizzazione che impone una serie di tragettonisti, necessità di libera professione, orari assolutamente proibitivi. Vogliamo modificare le cose. Con lo stop si sono bloccate anche le macellazioni. I veterinari in protesta chiedono nuove assunzioni per garantire un servizio di qualità. Chiediamo che venga rimosso il tetto di spesa che permetta di ripristinare il fabbisogno del personale all'interno delle singole regioni e in particolare della Regione Veneto. Allora, dottor Bertola, come ci saluta dopo aver sentito anche questi servizi? Ecco, cerchiamo di ascoltare gli addetti ai lavori, cosa si potrebbe fare, cosa vorrebbero. Prego. Insomma, va bene lo slogan ascoltiamo, non sentiamo, questo è già un punto di partenza. Va benissimo quello che è stato detto prima, sì a parole, questo ormai insomma sono 50 anni che voto, lo so anch'io. Andiamo a vedere anche, però costa fatica, ti tocca andare a cercare su internet chi ha votato quella mozione, chi no, nel tuo consiglio regionale, quale partito ha portato avanti una proposta e quale no, lo so, costa fatica, costa tempo e sembrerebbe noioso. Però la vogliamo la salute pubblica, vogliamo poi essere curati dal pubblico, dal servizio pubblico e non dal servizio privato a pagamento e dobbiamo fare anche questo. È forse anche giusto, la salute è un bene nostro, dobbiamo preoccuparcene. Forse siamo a questo livello qua perché abbiamo pensato che la salute pubblica sia una cosa che comunque tutti ti devono,
e che tu nasci con questo diritto intoccabile e inviolabile, e siamo finiti adesso che chiaramente se tu telefoni, esperienza da cittadino mio, adesso che sono in pensione, per fare certi esami, chiaramente addirittura non c'era neanche la lista, ho telefonato in ottobre, non c'era neanche la lista per il 2023, bisogna aspettare il 2024. Ma questo dipende proprio dal fatto che si pensa che Salernità sia dovuta, e non è così, mi spiace, non è così. Vogliamo una sanità pubblica che magari funzioni, diamoci da fare, andiamo, ottimo il consiglio, andiamo a leggere, perdiamo tempo, andiamo a leggere chi ha firmato una cosa, chi ha firmato l'altra, chi ha fatto una proposta, chi ha proposto un'altra cosa, leggiamo, non ascoltiamo il politico, vediamo chi ha messo la firma o no sugli atti e dopo ci faremo un'idea. Grazie, veramente grazie al dottor Francesco Bertola, ematologo, che fa parte dell'ISDA, i Medici per l'Ambiente, è stato con noi. Abbiamo Lorella da Verona, da Brescia, andiamo a Verona, poi salutiamo Zanoni. Vai Lorella. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. È la prima volta che chiamo, ma ho visto il dottor Bertola, ematologo, e so cos'è il problema dell'ematologia, perché io sono malata di leucemia mieloide acuta da un annetto e posso dire che l'impegno che ci mettono e siamo in tanti, io non mi lamento perché mi affido, adesso sono in attesa di trapianto, aspetto, non c'è tanto da diventare matti, o no? Ci si affida e posso dire che non mi lamento perché sono seguita, non mi lamento di niente. Cara Lorella, il buonsenso del popolo italiano, di una gran parte del popolo italiano. Non stare lì a lamentarsi per cosa? Aspetti, certi si lamentano per delle stupidaggini, io è il annetto che ci sto dietro, che ho scoperto l'anno scorso, cioè sta una roba così per caso, proprio boom. Però adesso sono qua a casa, adesso è la prima aspetto che mi chiamino e si aspetta, si fa le sue cose, si sta in regola come ti chiedono i medici, giusto o no? Grazie Lorella per questa telefonata importante, un grande abbraccio, devo chiudere purtroppo veramente da tutti noi, ecco queste le strade buone che abbiamo in Italia fatte dal popolo, è questo popolo che risponde, che è attento, che ascolta. Ma Lorella, dobbiamo parlare anche agli altri, tesoro, purtroppo, perché ce ne sono parecchi che dovrebbero ascoltare. Come veloce, Zanoni, come ci saluta? Beh, naturalmente facendo gli auguri a tutti di feste serene, abbiamo passato un anno veramente terribile, io penso con le guerre, con quello che è accaduto. Senta, Zanoni, portali la proposta della Mirella che a un certo tetto di soldi non decidi più tu, ma ci deve fare un referendum e quel referendum deve passare, perché non può essere che spendono milioni e milioni che sono nostri perché paghiamo noi, su delle cose che proprio non ci riguardano e non vogliamo. Ci può essere un tetto dove più di là non puoi andare, devi chiedere allo Stato che siamo noi se ti finanzia per fare quello? Io sono sempre stato un grandissimo sostenitore dei referendum e penso che anche la forma dei referendum consultivi sarebbe una formula importante, soprattutto quando sei in un paese dove la politica ha fallito in tantissime vicende, e quindi io sarei veramente favorevole di prevedere dei referendum dove, quando devi spendere miliardi di euro che vanno a incidere sulle attuali generazioni, sui servizi delle future generazioni, ci sia una consultazione pubblica, perché purtroppo guardando a tanti errori fatti, guardando a queste grandi opere, c'è da dire che forse se intervenivano i cittadini a dire anche la loro, certi errori non li avremmo fatti. Grazie anche a Andrea Zanoni, consigliere regionale Partito Democratico, grazie a voi. Guardiamo anche gli orari per andare a Villa Margherita Inclusiva a vedere il presepio, questo presepio è bellissimo per ricordare Giulia, i femminicidi, ecco, mettiamo in onda gli orari del presepio, che sono molto importanti. Grazie anche al dottor Francesco Bertola, vedete gli orari, guardateli bene, vi aspettiamo. Pubblicità.
altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, primo mandato centrodestra. Buongiorno a tutti. Grazie sindaco di essere qui. Grazie Saluto anche da Venezia l'avvocato Luca Sprezzola o Sprezzola, come si pronuncia, avvocato? Sprezzola, l'avvocato Sprezzola, è esperto in diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale. Dopo i medici per l'ambiente non poteva mancare l'avvocato Sprezzola. Allora io invece inizierei proprio, intanto grazie sindaco e grazie per questa meravigliosa pianta che mi è arrivata, non so da chi, ma dopo chiederò, guardate che splendore di pianta, grazie. Allora avvocato, cosa sta succedendo? Noi abbiamo sentito tanti numeri, tanti soldi, ma non abbiamo sentito e ascoltato forse il cittadino, il popolo, che è quello che ha bisogno di servizi alla persona, di infrastrutture adeguate, ma per quanto riguarda quello che a lui serve per spostarsi, questi anziani che se non ci fosse il mondo del volontariato non potrebbero neanche a fare delle visite, a fare delle cose importanti, che non riescono a usare questi smartphone perché non lo sanno, internet. Guardiamo quelli che dobbiamo essere più vicini ai fragili. Prego, sindaco Pilon. No, assolutamente sì, lei ha pienamente centrato uno dei più grandi problemi della nostra società, perché tutte le risorse economiche, ma non solo, anche umane, che un comune mette a disposizione per il sociale sono quelle che poi paradossalmente sono meno tangibili, ma che risolvono i più grandi problemi di una collettività. E come diceva benissimo lei, ci sono tante associazioni di volontariato che però vanno messe in rete. Noi abbiamo qui a San Biagio di Calalta l'Anteas, una fra tante, ma anche altre che svolgono un lavoro importantissimo, quello del trasporto degli anziani, dei disabili, a tutte le visite, e noi questo dobbiamo riuscire a potenziarlo partendo dai servizi sociali, che quindi sono delle misure che sono già interne a quella che è la struttura, la macchina amministrativa, però non bastano, e quindi torniamo sul discorso che anche semplicemente riuscire a comunicare ai cittadini quelle che sono le opportunità che non solo un'amministrazione offre, ma tutta la collettività può offrire, perché mettere insieme le associazioni di volontariato e mettere a disposizione del cittadino tutti quelli che sono i servizi, il portfolio di servizi che ci sono, vuol dire anche solo questo dare un messaggio di vicinanza e sapere che quando c'è bisogno c'è un numero da chiamare e c'è una persona a cui rivolgersi, perché oggi molto spesso gli anziani hanno sì bisogno di essere aiutati, ma soprattutto di essere ascoltati. Noi per esempio quando portiamo a casa i pasti degli anziani oppure c'è l'assistenza domiciliare, svolgiamo già solo con un contatto con le persone un grande servizio, perché si riescono a captare anche delle situazioni di disagio che magari i familiari che non ci sono o i familiari che magari sono presi da una vita molto frenetica non hanno l'accortezza di trasferire a quello che è l'assistente sociale, e quindi è importantissimo creare questo contatto quotidiano con delle situazioni di grande disagio. Poi insomma in questo periodo di festa di Natale abbiamo cercato anche di portare il panettone, andare nelle associazioni dei disabili, nei centri che abbiamo qui nel nostro territorio, per far capire che insomma c'è la nostra vicinanza, la nostra propensione. È chiaro che il mondo è sempre più complesso, le situazioni sono sempre più amplificate, le risorse sono sempre meno, però il nostro impegno deve essere quello di andare a garantire sempre di più questi servizi e andare ad investire nei bilanci comunali sempre maggiori risorse, perché le persone vanno aiutate, soprattutto in un mondo che si sta muovendo in questa direzione qui. Insomma, a livello geopolitico la situazione è molto complessa, però noi qui nel nostro territorio dobbiamo difendere quelle che sono le nostre origini, quelli che sono i nonni che ci hanno cresciuto. Però è vero, gli anziani da un lato, ma ci sono anche tantissime famiglie che oggi sono in difficoltà, tantissime. Lo dice una che mercoledì ha fatto il banco alimentare e sì. sono persona di sopra sospetto, che non avevo mai immaginato che sarebbero arrivati i banchi alimentari. Assolutamente, anche noi con il gruppo Alpini abbiamo fatto il banco solidale e devo dire che c'è stata minore raccolta, forse perché anche le persone non è che non siano generose, anzi, ma probabilmente il potere d'acquisto... siamo in tanti. Sì. Siamo in tanti, sindaco, e purtroppo la povertà sta aumentando. Esatto. E questo si ripercuote proprio anche su quello che dobbiamo ricevere per aiutare. Infatti io ho ringraziato all'inizio questa grande famiglia di Rete Vendi, Sveglia Veneti, che mi supporta col 5 per 1000, con i contributi, con tutto quello che mi arriva al banco alimentare, perché le borse devono essere dignitose. Io dico sempre, ecco, queste famiglie devono avere una borsa dignitosa sempre, non solo a Natale, sempre. Detto questo però vorrei chiedere anche all'avvocato Sprezzola, ma avvocato, il diritto al lavoro è nella Costituzione o sbaglio?
sbaglio? E come mai soprattutto i fragili, veramente queste categorie che dovrebbero essere i primi a trovare lavoro, le ditte fanno fatica ad assumerle? Ecco, per fortuna che c'è una legge, però questa legge non funziona perché i numeri non tornano. Allora che diritto al lavoro che hanno veramente questi fragili, avvocato Sprezzola? Il diritto al lavoro è tutelato a livello costituzionale, signora Mirella, certamente. Per quanto riguarda, esistono delle normative speciali, delle leggi speciali che consentono ai datori di lavoro di fruire di benefici fiscali e previdenziali nel momento in cui assumono anche delle persone che rientrano in liste di invalidità, per cui viene incentivato il datore di lavoro affinché faccia queste assunzioni. Quindi il datore di lavoro ha necessariamente l'interesse ad assumere queste persone perché comunque a livello fiscale e previdenziale ha un guadagno, e per contro la persona che è magari dotata di un particolare tipo di invalidità viene parificata al lavoratore comune e quindi viene agevolato. La realtà è che spesso il datore di lavoro non fruisce magari di queste possibilità che comunque la legge dà. Io, se mi permette, Mirella, esco un attimo dalla tematica solo per collegarmi con il discorso che voi avete appena terminato in tema di medicina delle liste di attesa, perché anche qui secondo me c'è da fare una piccola chiarezza su quelle che sono le norme di legge che spesso non vengono conosciute dal cittadino, ma non per colpa del cittadino, perché non vengono sufficientemente diffuse. Per esempio, ho sentito che avete terminato un intervento poco fa dove tutti quanti, perché è una cosa comune, si lamentano delle liste di attesa quando prenotano le visite mediche e quant'altro, ma non è mai stato diffuso un decreto legislativo che è stato emesso nel 98, il decreto 0124 del 98, che stabilisce dei termini massimi di attesa, superati i quali il cittadino può rivolgersi al privato e paga solamente il ticket e l'ASL paga la differenza. Io domando a lei, quante persone sapevano dell'esistenza di questo? Chiediamo al sindaco se lo sapeva di questa esistenza, che se fuori vai dal privato, paghi il ticket e l'ULSS ti paga la visita. Lo sapeva il sindaco? Io no, sono sincera, non lo sapevo. Quante cose non sappiamo, avvocato? Io vi invito, perché almeno così, io invito tutti e ogni volta dico ascoltate bene, non sentite, ascoltate, perché è un problema veramente importante ascoltare quelli che sarebbero i nostri diritti. Ma non ce li spiegano, avvocato. Se lei non ce lo diceva stamattina, chi è che sapeva di questa cosa? Pensate a casa, prendete nota, mi raccomando. Però, avvocato Sprezzola, io prima, i congiuntivi sono importanti perché quello che dovrebbe essere un mio diritto essere non viene praticato, poi è sancito dalla Costituzione, ma non c'è, non me lo danno, non mi assumono. Non ho quello che lei ha appena spiegato, che è un dovere che dovrei avere, ma nessuno me lo dice, allora è come se non lo avessi. Chi è che dovrebbe dire queste cose, avvocato Sprezzola? Perché lei, ma oltre a lei, chi avrebbe dovuto dirle queste cose? Beh, innanzitutto, per quanto riguarda l'esempio che ho citato, dovrebbero essere le ASL stesse a diffondere questo interesse, che magari non ce l'hanno perché sennò gli si porta via il lavoro, perché si va dal privato, si va in intramenia, come si dice, cioè dal medico privato, dalla struttura privata, e poi paga l'ASL e quindi non c'è un guadagno. Sì, però non può continuare così, avvocato, perché siamo alla canna da gas con queste persone diversamente giovani, con tante patologie. Abbiamo sentito prima una telefonata, mi sembra che era di Lorella da Verona, con una patologia serissima, rassegnata, aspetto, mi metto in fila, sto buona e quando arriverà, non posso lamentarmi. C'è molta rassegnazione, questo mi preoccupa, avvocato Sprezzola, perché con la rassegnazione qualcuno ci sguazza dentro, o sbaglio? Ha ragione. Lei ricorderà che mi ha invitato in trasmissione a febbraio di quest'anno per purtroppo una conseguenza tragica che era accaduta
il ragazzo Giuliano De Seta, che aveva avuto un infortunio sul lavoro e non aveva avuto il risarcimento da parte dell'INAIL. Lui era solo l'ultimo purtroppo di 3 giovani, Giuseppe Lenocci e Lorenzo Parelli, che abbiamo perso nel 2022 proprio per infortunio sul lavoro e mancanza di adeguata tutela in tema di norme sulla sicurezza sul lavoro. A me fa piacere dire, questo spero che possa essere un'ulteriore magari informazione che viene data al cittadino, che dopo l'ultima tragica scomparsa si è riunito il Ministero delle Politiche Sociali di concerto con lo Stato, con le regioni, e finalmente a maggio del 2023 hanno emesso un decreto legge, il decreto legge 48 del 4 maggio del 2023, dove hanno implementato le regole sulla sicurezza sul lavoro e la tutela contro gli infortuni sul lavoro, e per i ragazzi come purtroppo povero Giuliano, Lorenzo e Giuseppe hanno emesso un risarcimento a favore che eroga l'INAIL a favore degli eredi di questi ragazzi, norma che prima non c'era assolutamente. Sì, in effetti all'inizio della trasmissione, di questa trasmissione, ho avuto Monica Michelin e Giuseppe Battistetti, papà di Mattia Battistetti, che è morto sul lavoro, però c'è anche l'altro rovescio della medaglia, processi enormi, lunghissimi. Ecco, l'ultimo processo molto importante con le testimonianze, purtroppo non c'era l'avvocato perché era malato, non è stato messo l'avvocato sostituto ed è stato tutto rimandato. Lei pensi, ecco, a questi genitori come vivono queste cose, questo dramma nel dramma, questa giustizia lentissima, dove si vuole che non arriva, o che io vorrei anche capire che valore ha la vita umana. Avvocato Sprezzole, lo dico anche all'avvocato Pilon, quando ho sentito questo papà che ha perso un'altra figlia come Giulia Chiara, anche lui 14 anni, uccisa da un minorenne, 14 anni, l'ha pestata a sangue, le ha distrutto il volto a pedate, l'ho avuto ospite l'altro giorno, tanto è vero che sta cercando di fare una petizione con le firme, questo ragazzino perché è minore, alla pena viene decurtata, perciò da 14 anni se ne farà 6 o 7, saranno già tanti, diceva papà Vincenzo, ma le sembra una cosa normale, ma che valore ha la vita umana in Italia, avvocato? A me non me ne frega degli altri paesi, io vivo in Italia e vorrei una giustizia veramente equa in base a quello che tu hai commesso, tu hai tolto la vita a una persona, se sei minorenne è un problema tuo, l'hai pure scritto nei social, l'hai preso a pedate questo volto già che era distrutto, ma come si fa a difendere l'indifendibile? Poi sentiamo anche il sindaco Pilon. Prego, avvocato. Sì, lei Mirella mi trova perfettamente d'accordo, sta sfondando un cancello aperto. Per un momento svesto le mie panni di avvocato. Allora, va detto che tutti hanno il diritto alla difesa, abbiamo detto che il diritto di difesa è un diritto tutelato a livello costituzionale, poi c'è difesa e difesa. Io infatti sono un civilista proprio perché, come si suol dire, non ho forse il pelo necessario per affrontare casi penali di un certo livello, perché per l'appunto quando mi sento dire frasi come quelle che sta dicendo lei, episodi così gravi come quelli che ha raccontato lei, moralmente non sarei veramente in grado di difendere una persona. Chiaro che questo lo sto dicendo come privato, come padre di famiglia e non certo come avvocato, perché nelle mie vesti di avvocato purtroppo io devo comunque eseguire una difesa di una qualunque persona. Ecco che secondo me bisognerebbe fare una sorta di norme parallele che tengano conto che certi escamotage come il ricorrere alle perizie psichiatriche. Sì, ma avvocato, io non do la colpa a lei o al giudice, io do la colpa al Parlamento, perché è là che escono le leggi. È là che queste leggi, interpretazioni, questi giudici possono decidere in base a come vogliono e a cosa pensano. Non è giusto. Uno ha tolto la vita a una persona che non aveva fatto niente.
ma stiamo scherzando? 14 anni, 6 anni, 8 anni, ma è una cosa inaudita quella che sentiamo. Guardi avvocato, veramente io non do la colpa a voi, di sicuro neppure ai giudici, ma al Parlamento che ha fatto queste leggi assurde che i cittadini veramente non ne possono più. Abbiamo Raffaella da Paesi. Ciao Raffaella. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io intervengo come mamma, come cittadina. Premetto che sono mamma di una ragazza adolescente che è affetta da una disabilità. Io telefono per porre una domanda, se magari possono darmi informazioni utili a me come cittadina. Ho letto che nell'auditorium della provincia di Treviso il 20 di dicembre, in occasione della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, è stato parlato del progetto di vita dedicato alle persone con disabilità. Si parla di sperimentazione avviata a Treviso e pare che sia la prima in Veneto. Ci sono rimasta male perché io non sapevo nulla di questa cosa e a questo tavolo è intervenuta la conferenza dei sindaci, non ho idea neanche se in totalità dei sindaci, solo alcuni, non ho idea. So per certo che è intervenuta una presidente di una cooperativa, di cui non faccio il nome, molto importante a livello territoriale, di cui io non ci ho mai fatto parte e non ho neanche idea di quali siano le idee. E quello che mi ha fatto male è che si dice sia intervenuto un presidente provinciale delle associazioni dei familiari e delle persone con disabilità. Questo a me ha fatto male perché come cittadina non ne sapevo niente, non ho neanche idea di che cosa sia. Sono molto preoccupata perché questa stessa cooperativa è stata presente in forma diretta e indiretta nell'unità multivalutativa di mia figlia. Io non so come sia la conoscenza del diritto in questa cosa, quali sono le idee, quali consigli mi può dare, e ne approfitto, scusami Mirella, per chiedere qualche consiglio al tuo avvocato, e visto che c'è un sindaco importante volevo sapere che cosa conosce, perché io ci sono rimasta male, anche perché come famiglia noi abbiamo un'associazione e non ne sapevamo niente. Poi c'è una persona speciale che ha voglia di augurare felicità e un buon Natale. Mirella? Elisa. Buon Natale. Ciao amore, ciao Lisa cara. Ciao Lisa cara, un grande abbraccio veramente a tutti voi, questa famiglia fantastica. Allora sentiamo come risponde il sindaco. Ciao cara, ciao, devo correre purtroppo, mi dispiace, il tempo è tiranno. Allora, chi fa cosa, anche nel mondo del volontariato, non può essere che vengono invitati i soliti noti e le persone invece che potrebbero dare anche un supporto non ci sono, perché mamma Raffaella potrebbe essere anche da supporto su quella che è un'altra realtà. Prego Silvia. No, è vero. Allora, le conferenze dei sindaci vengono appunto gestite dal comitato dei sindaci, in questo caso poi la presidente è il sindaco di Ponte Piave Paola Roma, che si interfaccia con l'azienda sanitaria e che poi appunto è l'azienda sanitaria, quindi il dottor Benazzi, che mette in rete tutto questo sistema per portare avanti dei progetti. Questi poi progetti vengono finanziati come lo Stato e la Regione danno determinati fondi ai comuni. I fondi, anziché gestirli singolarmente, decidono appunto di creare questo mega fondone in modo tale poi da ripartire questi servizi sul territorio. Le osservazioni è vero sono corrette perché più siamo, più riusciamo a captare i bisogni. È anche vero dall'altro lato però che bisogna riuscire a scremare. Adesso io esattamente non so come vengano selezionati questo tipo di cooperative, però è anche vero che secondo me manca quel passaggio tra il cittadino e poi quelle che sono le decisioni che vengono prese in conferenza dei sindaci con l'azienda sanitaria per riuscire poi a trasferire le informazioni, perché si legge il comunicato stampa nei giornali, però non si entra nel merito della questione. E quindi questo è un passaggio che noi dobbiamo impegnare a fare, dobbiamo sia a livello territoriale come dal comune, perché poi i sindaci oppure gli assessori alla sociale come gli assistenti sociali partecipano a queste conferenze, sono dei progetti, delle linee di indirizzo, perché poi man mano si vanno a delineare questi progetti, quindi stiamo parlando ancora di un livello molto alto che poi scenderà nello specifico, quindi noi dobbiamo riuscire a creare questo legame, questo filo diretto poi con i cittadini e riuscire anche a fare che cosa? È vero che ci sono questi macro progetti, queste linee di indirizzo, però è anche vero che poi ogni comune in base a quelle che sono le necessità dei propri cittadini deve riuscire a correggere il tiro per dare le risposte adeguate, quindi mi sento di dire di
rivolgersi, se posso dare un consiglio, all'assistente sociale o all'assessore del comune di riferimento, che sicuramente saprà dare le risposte sul tema e saprà anche metterla in contatto con l'azienda sanitaria che ha instaurato questo tipo di progettualità. Senta, Sindaco, so che dico una cosa scomoda, ma l'ho detto anche altre volte, però non è un problema per me. Ma non è che abbiamo bisogno di un po' di aria fresca anche su questi presidenti che rappresentano chi? Perché io l'ho detto molte volte, se uno è stanco e non ha più voglia di mettere il proprio tempo a disposizione per la comunità, cambia, lascia la poltrona ad altri. Se politicamente non riuscite a mettere delle persone veramente vicine a queste famiglie, e noi soliti noti, noi non andiamo da nessuna parte e troveremo sempre la Raffaella di turno che non sa e viene penalizzata. Questo non può essere. Voi avete una forza, voi dovete cambiare e tagliare quei rami secchi che non producono più e far crescere magari con queste realtà che hanno voglia, perché vivono sulla loro pelle e hanno voglia di migliorare la qualità di questi bambini, di questi ragazzi, a dare anche delle idee. Cosa dice, avvocato? Io personalmente ho letto l'articolo che riguardava questa conferenza, di cui non sapevo l'esistenza, se non buttando l'occhio sui giornali e leggendo un articolo, per cui sono perfettamente d'accordo con la telespettatrice che ha chiamato. Ci fosse stata magari una pubblicità maggiore, magari sarebbe stata anche una partecipazione maggiore. No, ma avvocato, funziona sempre così. Io ho associazioni che non vengono mai invitate da nessuna parte e sono regolarmente iscritte. No, io inizierò a denunciare questa cosa, perché non può essere, perché sono associazioni che hanno anche voglia di dire la loro, che possono portare, come dice il sindaco, anche delle proposte nuove, conoscere il problema più a fondo. Non può essere che vengono invitati sempre i soliti noti, non può essere. Dobbiamo ribellarci a questo. Abbiamo Gianpietro, vai Gianpietro. Ciao Mirella, auguri di buon Natale. Grazie caro. E anche ai tuoi ospiti. Allora, la cosa che io voglio dire, al posto di buttare via soldi per guerre, armi e tutto quel che viene, mettiamoli sulla sanità e dove c'è veramente delle strade pericolose che succedono morti ogni giorno. Basta, con questo ho chiuso, buona giornata. Caro, grazie Gianpietro. Sente sindaco, perché la invito, la voce del popolo che ha le idee chiare, che saprebbe dove tagliare i rami secchi. Questi dovete ascoltare. Ma sa, avvocato, lo dico anche al sindaco, quando invito certi parlamentari molto noti, importanti, mi dicono che non vogliono il contraddittorio. Non vogliono il contraddittorio. Che fatica per loro è confrontarsi con la realtà, però sono le persone che li hanno eletti. Prego sindaco, no, volevo dirvelo. Lo dico, stai a casa che non me ne può fregare di me, non c'è problema. Prego. No, ma assolutamente è vero, cioè oggi l'Italia sta investendo un sacco di soldi, ma per non solo le missioni umanitarie, ma ci sono tantissime guerre in cui noi comunque siamo coinvolti. Cioè noi adesso viviamo una situazione anche economica che è molto scossa da quello che è appunto la situazione geopolitica all'interno proprio mondiale, e le nostre famiglie, il nostro potere d'acquisto va diminuendo, e quindi è chiaro che poi diventa difficilissimo poter accedere a qualsiasi tipo di servizio. Abbiamo Giulia da Venezia, sindaco, se no mi cade la linea. Giulia deve assolutamente essere ascoltata. Vai Giulia. Sì Mirella, ciao. Per fortuna che sono riuscita a prendere la linea, perché ho cominciato a dire mamma mia, non ho fatto gli auguri. E mi hai sentita fino adesso? Sì, Giulia, veloce perché sono in chiusura. Sì, allora io Mirella volevo fare innanzitutto gli auguri ai tuoi ospiti che hai là, e all'avvocato, alla signora sindaca, e dopo Mirella a te principalmente per tutto quello che hai fatto in quest'anno Mirella, che sicuramente avrai fatto tanto per bene a tutti, e alla redazione, a tutti quelli che rispondono al telefono quando noi chiamiamo, che sono gentilissimi, a tutta la famiglia di Rete Veneta,
è impossibile chiamarli tutti per nome, però gli do un grande abbraccio a tutti e buone feste. Grazie a tutti. Cara Giulia, grazie, guarda anche da parte del sindaco e dell'avvocato, un grande abbraccio. Buone feste. Grazie, tanti auguri, buon Natale. Prego, concludiamo, sindaco, stava finendo il... Sì, no, stavo appunto finendo dicendo che oggi noi dobbiamo avere questa responsabilità di ascoltare tutti quelli che sono anche i suoi ospiti, perché sono secondo me il tesoro più prezioso. Quando noi dopo ci troviamo ad amministrare abbiamo spesso a che fare anche con la burocrazia e con tanti numeri, però non dobbiamo fermarci a questo, perché sennò diventiamo arenati a logiche che non fanno bene alla collettività, ma fanno bene alla macchina. Corrisponde a una persona, devo vedere la persona. Cosa ne pensa, avvocato? Ormai sono proprio in chiusura, prego. Ragione, dare voce al popolo a volte fa emergere problemi che a livello alto nessuno si pone. Come ci saluta, avvocato? La inviterò ancora, parleremo a lungo di questo diritto al lavoro e non solo, prego. Allora, saluto innanzitutto facendo gli auguri a tutti visto il periodo feriale e poi dicendo che la trasmissione ha portato, almeno per quanto riguarda il caso che avevo affrontato io, molta fortuna, visto che dopo il nostro intervento di febbraio è stata emessa quella legge che vi avevo detto, per cui se mi rinvitate magari ci sarà un ulteriore approfondimento normativo che non fa altro che beneficiare il cittadino ed il lavoratore in primo luogo. Di sicuro, avvocato, veramente Sprezzola, la inviterò di sicuro all'inizio dell'anno nuovo, così sentiremo anche ancora i nostri diritti e anche i nostri doveri, ma anche quello che ci aspetta di diritto. Buon Natale, avvocato. Sindaco, come ci saluta? Tanti auguri. Grazie. Un augurio di un sereno Santo Natale e di un felice anno nuovo che sia pieno di tanta salute e chissà che porti anche belle soddisfazioni a tutti, in particolare ai miei concittadini sambiagesi. E soprattutto a questi diversamente giovani cosa vuole dire? Noi ci siamo, ci vogliamo essere e mi raccomando non esitate a contattarci, perché anche per noi è un grande regalo sapere di potervi aiutare. Anche perché devo dire la verità, con quanta dolcezza, come si pongono, sempre buoni, pacati, chiedono sempre scusa, che io dico non dovete chiedere scusa, siamo noi che dobbiamo chiedere scusa a voi per poco rispetto che vi diamo, che vorremmo veramente che fosse molto di più, ma vi vogliamo molto bene. Ciao grande famiglia di Sveglia Veneti, diretta Veneti, adesso facciamo però la posta di Mirella, la poesia di Mirella, i tanti auguri che sono arrivati. Andiamo con la posta di Mirella. Grazie. La posta di Mirella questa mattina è varia perché c'è la poesia, ma ci sono gli auguri. Prima di tutto devo leggere gli auguri perché è Natale, se no finisco a Pasqua ogni volta. Ho ancora gli auguri di Natale e Pasqua perché sono tantissimi, ma è doveroso leggerli perché sono gli auguri che arrivano al Banco Solidale, che arrivano qui nella sede di Media Nord-Est, e anche perché è giusto dare ascolto anche a queste persone. Gradisco fare un grande ringraziamento a tutti i collaboratori per la disponibilità che riuscite a dare con rispetto e umiltà. Grazie. E si firmano, ma io non dico il nome. Caro Babbo Natale, come regalo volevo ringraziarti, mi basta per questo anno già la mia fantastica piena famiglia di giocattoli e tanta felicità. Non ti voglio chiedere niente, ti voglio molto bene, grazie mille. Questo è un bambino di sicuro che mi ha scritto sto bigliettino a Babbo Natale, perché a Natale arriva sempre Babbo Natale. Buongiorno, vi ringrazio tanto io e la mia famiglia, buone feste, cari. Pensate se non ci fosse stati voi col vostro 5 per 1000, quei contributi. Io non so che Natale per certe persone. Gentilissima signora Mirella Tuzzato, spesso la ricordo per il suo decisivo aiuto e per i generosi regali. I migliori auguri di successo e grazie per la sua attività per i più bisognosi. Buon Natale. Allora, ne trovassi uno, ma guardate che possono scrivere quello che vogliono perché non è che scrivono male. Ciao a tutti, sono nome. Vi voglio ringraziare per tutto l'aiuto che mi date. Sono molto grato, grazie mille. Buone feste natalizie e felice anno nuovo. Poveretto, questo non aveva neanche il bigliettino, un pezzetto, guardate, di foglietto.
Vediamo anche questo. E poi facciamo la posta. Mamma mia. Grazie per tutto ciò che fate per noi poveri, bisognosi che non ci si riesce ad andare avanti. Grazie della famiglia. Grazie per tutto, tanti auguri e buon Natale. Spero in un anno migliore. Questo mi ha messo la cartolina. Leggiamo un altro, dai, velocissimo, velocissimo, e poi facciamo la poesia perché ormai è Natale. Allora, sono molto contenta per l'aiuto che mi date, per noi bisognosi. Non posso essere che contenta. Grazie di tutto cuore, tutto è perfetto. Grazie infinite Mirella, ti voglio bene. Tanti auguri a te e famiglia. Buone feste, auguri, grazie mille. E anche Mirella fa tanti auguri veramente di buone feste a voi, di buon Natale, di un sereno Natale. Soprattutto vi ringrazio per tutto il vostro supporto che mi avete dato anche quest'anno. Io veramente senza di voi non ce la farei. Siete la mia benzina, ma siete la benzina migliore che ci sia in commercio. Grazie, grazie, buon Natale, buone feste, la poesia di Natale. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le 4 capriole di fumo del focolare.